Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Eccoci qua, buonasera a tutti. Per continuare a sognare questa Serie B sullo sfondo al termine di questi playoff a semifinale di andata tra Lecco e Cesena a Riga Monticeppi, in un Riga Monticeppi come non lo si vedeva da tanti anni, con 5.000 spettatori. A breve ci colleghiamo con Albino Borghetti che ci darà le sensazioni, come si vive allo stadio questa partita. Poi lo vedremo naturalmente anche dalle foto che ci arriveranno dal nostro Matteo Bonacina. Ciao mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Fresco di ritorno dal Portogallo, dove ha scoperto un nuovo Cristiano Ronaldo. Per il Lecco. Per il Lecco, tra l'altro. A breve ci raggiunge naturalmente Stefano Menegatti, che diciamo le superstiziose, quindi arriva sempre 5 minuti dopo perché porta bene, quindi spoileriamo questo. A 7 minuti alla partita però ci colleghiamo a breve, il nostro Fausto Riva in regia, che salutiamo, ci collega con il nostro Albino da Riga Monticeppi. Vado ad accendere però anche il mixer perché altrimenti non avevo ritorno. Uno sguardo veloce alle formazioni, o forse c'è Albino. Albino, mi senti? Assolutamente Stefano, Eccoti. buonasera. Ciao, buonasera. Allora innanzitutto diciamo col mister Albino, l'atmosfera quella dei giorni belli, raccontacela un pochino. Allora, innanzitutto va precisato che di oltre 600 tifosi del Cesena ne sono arrivati un numero molto più basso, perché alcuni sono già ritornati indietro per motivi legati al traffico e la non facile superabilità del nodo di Milano, e quindi essendoci anche un rientro da questo ponte, è chiaro che hanno avuto dei grossi problemi. Allora, il settore distinti, se lo potete vedere, non è mai stato così pieno come questa volta. Noi non abbiamo ancora le immagini, però a breve, quando arriveranno, allora, è colmo il settore distinti fino ad arrivare alla linea dei cartelloni pubblicitari. Quindi bene, molto bene. Poi la curva è sold out, la tribuna è gonfia, direi una bella atmosfera, l'atmosfera di tempi. Una partita importante questa, l'andata delle semifinali, un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava quasi irraggiungibile, Albino, da questa squadra, che invece poi ci si è arrampicata con pieno merito e adesso vuole dire la sua, se vogliamo un po' da underdog, no? Dicevamo da squadra che magari nessuno pensava potesse arrivare lì e che invece adesso diventa magari quella che tutti temono. Certo. Intanto vi segnalo che sta entrando in questo momento al suo posto in tribuna mister Marco Capurro, che è praticamente spettatore anche lui così interessato e anche tifoso di questa partita. Sì, assolutamente, mi fa piacere. Una cosa, certo, tornando a quello che stai dicendo tu, c'è una piccola chiosa da fare. Noi potremmo fare, siamo sempre nel campo delle cose e delle ipotesi, ma io me lo auguro di cuore, credo tutti dell'estero lo abbiano. Quello che ha fatto qualche anno fa l'Entella, che quando è partita, pur governata da una grande società dal punto di vista economico e finanziario, è partita pensando di arrivare in Serie B, nessuno gli avrebbe dato poi ecco, di un quadrino di credibilità, invece poi è riuscita a fare della Serie B per diversi anni e anche molto bene. Sì, ecco, questo è l'augurio che ho nel cuore. Non voglio neanche parlare di formazione, voglio parlare dell'assenza di Battistini, no? Certo. Ma dico soltanto che è giusto che sia una partita di calcio giocata prima col cuore e poi con la testa. Assolutamente, dai, speriamo allora con questo tuo auspicio, Albino, di vivere una partita emozionante, no? Come sono state le ultime. Quindi stanno entrando in questo momento le panchine delle due squadre, per cui
pensi che nel giro di qualche decina di secondi dovrebbero arrivare qua. Ok, dai, ci sentiamo allora tra 45 minuti, Albino. Buona partita a voi. Anche a te lì allo stadio più tardi. Allora rientriamo, do subito una lettura veloce delle formazioni. Abbiamo detto, naturalmente, ha anticipato Albino, ma Battistini non recupera come era presumibile e ovviamente non è nemmeno in panchina. Dunque torna Enrici, Melgrati in porta, Zeliak con Bianconi ed Enrici in difesa, Giudici e Lepore confermati ormai da tempo sugli esterni. Ardizzone, dopo essere stato decisivo al Tognon di Fontana Fredda, ritrova una maglia titolare dopo molto tempo, con Zuccon e Girelli che fungeranno, Zuccon prevalentemente mediano davanti alla difesa e Zuccon e Girelli da mezzala, con licenza di uccidere, insomma, di andare tra le linee, no? di inserirsi, perché lo sa fare molto bene. Buso e Pinzauti naturalmente le punte. Per quanto riguarda Foschi, Cesena che schiera Tozzo, Silvestri, Ciofi, Prestia, Brambilla De Rose a centrocampo con Adamo e Mercadante sulle fasce, Jonathan Bumbu, giocatore francese che dovrà essere trequartista, davanti non ce la fa Corazza, ci ha detto Matteo Bonacina proprio durante il riscaldamento, si è fermato, e allora ci sono i gemelli Spendi, Christian e Steven, Steven che era dato tra i titolari e Christian Spendi invece che giocherà, proprio lo affiancherà in attacco, due gemelli, due attaccanti, un po' l'incubo dei telecronisti, due con nome uguale, lo chiameremo Christian e Steven perché insomma questo è un po' quanto. Mister, ti volevo chiedere questo, tu eri in Portogallo però hai seguito la partita, hai seguito proprio la nostra trasmissione, ha avuto coraggio Foschi col Pordenone, giustamente una squadra votata all'attacco e anche con cambi più offensivi durante la partita, lui che non ama cambiare. Oggi invece, finita quella parentesi che bisogna vincere acqua alla gola, si torna un po' è giusto o no, ti chiedo da allenatore, ritrovare un po' più le certezze, 3-5-2? Diciamo, forse sulla era un po' una partita che andava fatta così, perché comunque il fatto di aver perso in casa, il fatto di dover fare 2 gol ti costringeva praticamente ad avere un atteggiamento molto più offensivo. Oggi invece devi ragionarla, secondo me, più sul discorso di gestione del risultato di oggi, per andare poi comunque a fare una partita di ritorno dove comunque te la puoi ancora giocare. Non vorrei che questo ritornare un po' all'antico togliesse un po' qualcosa in più che c'è stato l'altra sera, perché questo cambiamento di modulo comunque sì, poi magari i gol non sono stati su azione, sono stati poi su palle inattive, comunque ha portato l'Ecco a fare 3 gol che era da tanto che non si vedeva in trasferta poi. In trasferta, perciò può essere magari una soluzione magari in corsa, che magari vuol partire così per non vedere un po' come si sta in campo contro un Cesena che poi alla fine lo conosciamo poco, e per poi magari rischiare qualcosa nel secondo tempo. Capibile, ti dico, perché comunque hai la certezza di avere già una squadra un po' falcidiata dagli infortuni, e magari stravolgere troppo, rischiare, osare troppo poteva essere rischioso, conoscendo un po' il mister che è sempre abbastanza, diciamo, ponderato nel suo modo di non scompensare troppo la squadra, rispecchia un po', diciamo, quello che si è visto durante un po' tutta. Però quello che un po' a me preoccupa oggi è proprio questo, cioè il Cesena è una squadra a cui è difficile far gol, perché è molto quadrata dietro, abbiamo visto nei playoff, nella doppia sfida al Vicenza. Mi preoccupa un po' il fatto che non devi essere, spero di non vedere una squadra molto attendista dell'Ecco, perché comunque giochi in casa, oggi in teoria devi fare la differenza oggi. È vero che poi dopo ci saranno supplementari e rigori in caso di parità poi a Cesena, però complessiva, non si guarda più la classifica, però questa è una partita che devi provare. No, hai ragione, ad aggredire quantomeno, no? Sta un po' anche nell'andare ad analizzare le altre partite che lei comunque ha fatto in casa, è sempre stata una squadra abbastanza equilibrata, difficilmente abbiamo preso a pallate le altre squadre, soprattutto dall'inizio. C'è sempre un po' questo discorso di partire, vediamo un po' come siamo messi, come sono gli avversari, per poi rischiare qualcosina nel secondo tempo. Questo almeno per quello che ci ha fatto vedere durante la stagione, perciò non mi sorprende, poi che sia giusto o meno, poi sai, dopo è sempre il campo.
che dà il le response, sentenze. insomma. Tanto salutiamo quelli che ci hanno scritto. Walter dice: manca Cardino, speriamo che il mister non porti sfiga. Perché eri in Portogallo, ovviamente preferivano in Portogallo. No, ma dai, non è vero. Allora Davide che sì, buonasera Rigamonti c'è, Piero a Pordenone e sarò a Cesena. No, grande Davide che non fa mancare dal vivo l'apporto alla squadra. Bella la curva con gli striscioni, il bandierone, è iniziata da qualche secondo la partita intanto, e i distinti, come ci preannunciava Albino, pieni. Lecco che si proietta subito in avanti, Ardizzone perde palla, la recupera un giocatore della, qui si è frizzata l'immagine, adesso torna, rimessa laterale a favore del Cesena con, penso, Adamo che va a batterla, prova subito un compagno di prima verso le punte, vediamo se Enrici è bravo, anzi è Bianconi che va a chiudere, Bianconi che prevalentemente giocherà in mezzo al posto di Battistini, no? Suppongo, quindi Sì, un po' come si è finito giovedì sera. rimessa laterale allora per il Cesena, si fa vedere subito Brambilla, tocco di ritorno per Adamo, bravo però ad andare in pressione Zuccon, che anche in questi playoff sta giocando signore partite. Tanto è arrivato in regia anche andiamo a Cesena Beppe, eccolo qua. Il vero e unico, perché io l'ho detto, ma c'era davvero Beppe. Quindi allora intanto palla alzata a centrocampo, attenzione al colpo di tacco di Bumbu tra le linee, giocatore da tenere sicuramente d'occhio, l'aggressione di Buso su Silvestri che per poco non sbaglia il controllo, l'Ecco che rimane davanti, sembra aggressiva comunque la squadra bluceleste, anche se in realtà non tanto con le punte quanto più con i centrocampisti, mi sembra di vedere. La palla è sempre stata in aria Per adesso, sì. per Tanto adesso ancora da mettere giù 2 passaggi rasoterra. ti aspetti una partita così sporca, un po'. Noi secondo Attenzione me intanto alla conclusione, rasoterra facile però, parata facilmente da Melgrati, non ho visto se Steven o Christian Spendi che è andato a calciare. il nostro atteggiamento è quello che conosciamo, secondo me non cambia tanto, di essere un po' aggressivi all'inizio sicuramente, però penso che poi sia più il Cesena che abbia magari le caratteristiche per impostare un po' di più il gioco. Io poi vedo che c'è Brambilla in mezzo al campo che è un ex primavera del Milan, che è figlio del mister della Juve Under 23, che sicuramente è una squadra che è qualcosina magari in mezzo al campo in questo momento può avere più di noi, visto che siamo un po' con delle defezioni importanti come Galli e come Ilari. Manca, lo dicevi tu, manca Battistini, l'abbiamo detto, manca anche Galli che non ha recuperato dal problema. Intanto Roby, buonasera da Lugano, Svizzera, bella realtà, simpatica squadra, Lecco. Roby, no? Anche dalla Svizzera ci tifano, dai ragazzi, che 1-0 intanto del Foggia, ecco l'altra semifinale che stavo proprio per andare a vedere, e intanto adesso la recupero. Foggia in vantaggio sul Pescara, mister, tu vabbè, chi vedi favorita tra Foggia e Pescara? Ma il Pescara secondo me ha qualcosa in più. L'Epore intanto che va a salvare quasi sulla linea, non c'erano però giocatori del Cesena, rilancia subito, ma rilancia bene, poi Giudici perde palla, dicevi? Pescara ha qualcosa in più, almeno per quanto ne parlavo con Alberto Colombo, che l'ha allenata fino a qualche mese fa, prima che arrivasse sì. poi Zeman. Il Foggia è una squadra che comunque ha cambiato 4 allenatori con tanti nomi importanti, però diciamo hanno fatto un po' fatica, perché comunque per arrivare a fare i playoff con 4 allenatori diversi. Attenzione perché Brambilla dialogano bene, poi però Ardizzone lascia lì però il pallone, attenzione alla conclusione, Murata vogliono un fallo di mano, l'arbitro invece fa proseguire il gioco. Steven Spendi che ha calciato, c'è stato un contrasto con un giocatore dell'Ecco, non ho visto di chi si trattava, ma mi hanno chiesto un fallo di mano che assolutamente l'arbitro non ha visto affatto giocare. Ecco, visto che già di cavolate ce ne sono state fischiate, siamo nettamente in debito nelle scorse partite. Un Cesena sicuramente questi primi 5 minuti più aggressivo, Che c'è il VAR. c'è il VAR però, attenzione, stanno forse rivedendo col VAR. Sì, nelle semifinali. Vabbè, era vicino comunque, anche se
Rivediamo, c'è un check del VAR, il signore Gabriele Scatena di Avezzano è l'arbitro di serata, con Marco Belsanti di Bari, Marco Ciolin di Treviso, Michele Giordano di Novara, quarto ufficiale. Al VAR c'è Pairetto. Alissone, con Schirru assistente. E da Lissone vediamo cosa hanno visto. Ma stanno rivedendo questo, fallo di giudici, no? Non ho capito. No, il fallo è dove è finita l'azione, ma secondo me era... Stanno rivedendo il fallo di mano. Sì, lì dove la regia si è un po'... non ha capito che problema. Tanto mi arrivano cenni, non dalla regia ma da fuori, Stefano è in arrivo ma non riesce a trovare parcheggio. Succede anche questo a Lecco di sera nel rione di San Giovanni. Attenzione perché va al VAR. Va al VAR e qui mi puzza di calcio di rigore. Mi puzza di calcio di rigore, se è andato a vederla. Vediamo le proteste di un giocatore Bianconi. No, però la mano è... No, la mano è vicini... non lo so. Allora, c'è una mano vicina al corpo, l'altra un po' più larga, ma sembra colpire quella vicina al corpo. Sì, però la palla è nella palla che va in porta, cambia traiettoria. Quindi dici che dà rigore? Per me sì. Spero di no, ma... Probabile. Siamo al limite, non so neanche io cosa... Allora, decisione dell'arbitro, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Cesena, che si è messa già in salita dopo 6 minuti. Sì, perché praticamente interrompe la traiettoria. Una volta che c'è il VAR. Subito puniti dal VAR, non è durata neanche 6 minuti la nostra esperienza col VAR. C'è la... Bianconi che però mette il braccio vicino fa questo movimento, la palla colpisce qua, per l'arbitro è calcio di rigore. Va bene, seguiamo questo calcio di rigore mentre c'è il totale 4.794 spettatori, ci dice Matteo. Allora va sul dischetto Mercadante, numero 3 del Cesena. Arbitro che va a parlare con Melgrati, che si muove. Mercadante contro Melgrati. Va il numero 3 del Cesena all'8° minuto e gol, spiazzato Melgrati, Cesena in vantaggio. E adesso mister si fa difficile la partita, perché è una squadra cui è difficile segnare come Cesena, che spiana già adesso il risultato, insomma non è semplice. Capannello di giocatori blucelesti vicino all'arbitro, ma... perché se c'è entrato qualcuno, vediamo. No, non mi sembra questo, sicuramente no. Non so cosa possano aver visto i giocatori blucelesti, anche perché poi col VAR è difficile anche in campo, non lo sai protestare, cioè, quindi non so cosa abbiano visto. Ci prendiamo una pausa, 1-0 Cesena. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. È arrivato intanto Stefano che ci ha raggiunto, attacca il Lecco con Buso a sinistra, dentro pallone per Ardizzone, al limite dell'area, Buso prova a calciare, Murato, non c'è angolo, no, arriva Tozzo. Arriva Tozzo e ero comunque di là in regia e diciamo che la coscia di Bianconi è stata cancellata dal VAR.
quindi diciamo diventa solo braccio quello di Bianconi, ecco. Però vabbè, si vede che la coscia di Bianconi non esiste. Certo, Poi non so se però... mister Giulio diceva anche forse un tocco del destro. Dal replay prima l'ultimo prima col braccio destro che poi va a scivolare sul sinistro, che il braccio destro è aderente al corpo, in teoria è quello che dovrebbe a voler essere buoni che toglie, toglie che equivale, perché... diciamo coscio braccio aderente equivale. Sì. A voler essere buoni è sembrato un po', abbiamo il VAR, dobbiamo usarlo per forza, no? Perché, no, allora ci sta, perché comunque in diretta è rigore tutta la vita, cioè sfido chiunque a vedere il tocco. Però l'arbitro non l'ha dato. E l'arbitro non l'aveva dato, infatti. Giusto. No, c'è stato aspettare, un c'è un fallo. Arbitraggi molto scarsi in Serie C, Roby. Negli ultimi tempi più che altro, più che scarsi. Non sono scarsi. Ma cos'altro? Nel senso, poi, per carità, vediamo qua. No, però è lui che rifila un calcione alla reazione e si fa male, calciando. Sì, è scusa? su De Rose. Che De Rose. No, ditemi che è stato in Cesena. Sì, Marco, perché non è il mister Walter, è la VAR, è il VAR che dà un rigore che non si doveva dare. Poco da fare. Diciamo che se devi andare con te, Walter. Come dicono noi qua onestamente possiamo far poco. Non so se cos'è nei processi italiani, ma ogni oltre ragionevole dubbio, no, i dubbi ci sono, quindi sì, ci sono molti dubbi, ma io tra l'altro ho visto anche soprattutto in una semifinale rischiano di pasticciare qua, ma se la cavano Ricci e Bianconi adesso devono stare calmi, sì. Perché comunque non è successo nulla alla fine, sinceramente. No, diciamo che allora, non essendoci più la classifica, fare la differenza è tutto giocabilissimo, quindi anche un gol di svantaggio è giocabile. Rimessa a 3 in zona attacco per il Lecco. Intanto guarda per la tua gioia Christian Spendi e Steven Spendi che sono gemelli. Ma infatti c'era Corazza, ma poi si è fatto male nel riscaldamento. Stavo guardando, infatti Spendi. Sì, Corazza non c'è. Spendi qualcosa ottiene. Che sarebbe stato, se vuoi cancellare Corazza. Sì, che sono due ragazzini di 20 anni. No, che sarebbe stato meglio Spendi e Spandi, però poi sono dopo, gemelli, quindi non si può. Dannati dove? Non lo so, no, perché? Non abbiamo ancora guardato. Non so. Qui intanto vediamo se adesso fanno anche qualche a terra, giocatore. No, perché qui è un replay da fondo, diciamo Allora, Christian sono italiani ma di origine albanese, sì, come è abbastanza prevedibile. No, perché invece il ragazzo è Jonathan Bumbu, probabilmente quello che si vede, un po' abbastanza alto. Francese, sì. Bumbu, trequartista. Intanto si è rialzato, chi è che è? Ah, ma c'è anche tra l'altro Rajek Saber, vecchia conoscenza, in panchina. Insomma, squadretta allora. Riccardo Chiarello, Jonathan Fernando. No, la squadra. Mattia Mustacchio. Si vede molto quadrata. Intanto attenzione, Ardizzone che dopo la bella partita di Fontana Fredda Ricci si libera bene, mette un buon cross, convinto. La palla che sfila ma non riesce nessuno del Lecco a intervenire. Bianconi, ultimo uomo, alza un campanile di testa su quale Zuccon non riesce a intervenire. Arriva Bumbu che però regala palla. Tra l'altro, mister, mi sembra di vedere che c'è un mismatch fisico a favore loro, perché mi sembra una squadra molto strutturata, no? Sì, noi stiamo facendo un po' fatica, adesso proviamo magari a spingere un attimino, ma il gol qua c'è un po'... qui è fallo, non visto, su Pinzauti che cercava di fare... Un po' preso, Buso, cercava di difendere il pallone, è stato un po' spinto alle spalle. Come diceva, conclusione deviata fuori all'improvviso. Un soffio. Chi è andato, giudici? Sembrato di sì, perché la posizione era quella. Rivediamola. Ma è finita veramente a un niente dal palo, sì, che si libera lo spazio per il destro, poi non c'è deviazione, no? Un metro e mezzo. Ma sai che fosse era Zeliak? Giudici. Da destra è rientrato col sinistro. Perché mi sembra. No, scusa, col sinistro ha calciato, non col destro, certo. Ma a destra è lui. Sembrava lui, però poi dopo è rientrato in difesa, visto. Quindi 14 più. Se riesco a liberarmi da. No, Seliak con già il destro. Con un sinistro. No, infatti, però non so, o Enrici magari, però. No, vabbè, dai. Sopra magari era rimasto da. No, Buso. E anche a me avevo avuto il sospetto di Buso perché non mi era sembrato giudice. Perché sta girando da quelle parti. Anche Buso adesso intercetta un buon pallone. Vediamo se riusciamo a uscire. Rispetto alle ultime mi sembra, da quel poco che ho visto, molto più in palla. Chi? Buso. Sì.
Tanto una buona palla per uno dei fratelli Spendi che fa filtrare con un po' di caso. E la palla però dove c'è Buso che è mezzo a 2, appoggia benissimo, anzi Pinzauti in mezzo a 2, appoggia Buso avanza, cerca l'entrata in area, è da solo in mezzo a 3, però Buso non passa, arriva dietro Girelli, fuori di pochissimo, ha dato quasi l'illusione di poter andare in porta. Oggi sarà così, ragazzi. Bella l'azione di Pinzauti continua. E poi Buso che conclude deviazione palla fuori area, dritto per dritto Girelli. Ha calciato bene, lui che ce l'ha questo calcio dal limite dell'area. Però vedi, calmi, già 2 occasioni da rete le abbiamo avute. Un po', diciamo, la prima estemporanea, questa un po' meno. Non è uscita. No, poi non la pigliava mai. Chi è? Tozzo. Qui c'è fallo su Bianconi. Fallo non si continua a giocare, ci prendiamo questo fallo su adesso Buso, su Buso ci prendiamo un piccolo break. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. È un Lecco che prende coraggio dai ragazzi, perché è un Lecco che è cresciuto dopo il gol loro. No, mister, mi pare di poter capire che adesso ce la giochiamo. Sì, giochiamo a viso aperto. Qualche minuto che siamo stati un po', diciamo, in difficoltà, ma adesso ormai non possiamo più fare tanti calcoli, dobbiamo provare sicuramente a fare qualcosa di più. Stavo dicendo prima, se proprio devi prenderlo è meglio prenderlo al 6° minuto che a 6 minuti dalla fine, quando poi non hai più tempo per recuperare. Confermo che è stato Steven Spendi, quindi prima non l'ho detto, avevo avuto il dubbio sulla conclusione, appunto l'11 su Bianconi, sì, che poi dà origine al rigore. Bello il lancio su Pinzauti, l'appoggio laterale per Lepore. Bello il pallone dentro, la deviazione tiene però. Dai che restiamo avanti. Era Prestia, sì, no, Mercadante, autore del gol. Rigore su calcio di rigore. Non era assolutamente rigore, un furto. Allora, diciamo, è uno di quei furti organizzati bene, però non so come dirlo, perché comunque all'occhio veloce sembra rigore tutta la vita. Devi proprio analizzarlo. E poi rivedendolo, insomma, a me tra l'altro è sembrato. Dovresti avere il VAR. Allora, da qua è sembrato che la palla poi arrivasse sul braccio, quello vicino al corpo, non su quello. Cioè, avete presente il VAR, no? Quella cosa che serve per togliere i rigori che non ci sono. No, noi non l'abbiamo in C, quindi. Bello il cross! Figurati che però col VAR chiudevano le mani per darci un rigore al VAR contro, no? Cioè, visto come è andato. Bello, Girelli, deve girarsi, Zeliak, avanza, fermato, e rimessa laterale. Dai ragazzi! No, ma dopo un paio di minuti, come diceva Giulio, di assestamento che abbiamo un po' trovato dietro. Poi abbiamo preso in mano le redini, non so, i primissimi minuti, palla che filtra, Giudici non se ne avvede, riesce Bumbu a rinviare. Tutto il Cesena negli ultimi 30 metri a difendersi. Non so voi, se avete mai visto il Cesena come giochi? Non so, io non ho... 3-4-1-2. Ma diciamo offensivo. Dal vivo non l'ho mai visto. No, per capire se è una squadra che è diciamo sparagnina o... Mi sembra una squadra molto quadrata, anche magari se poi qualcuno che vai ci a vedere. No, Teo mi ha detto che è una squadra che comunque segna anche, perché in campionato ha segnato forse 75 gol. Hanno fatto 79 sbatte punti. su questo. No, Beppe mi fa cenno dalla regia, anche loro dalla regia hanno visto questo braccio, non prima questo. Prima destro. Hanno 79 punti. Sì, io pensavo la coscia. Comunque c'è una deviazione prima del braccio largo, c'è una deviazione. Però se non la vedi al VAR. Ma te l'ho detto, una volta che vanno al VAR poi lo danno, perché almeno... Io l'impressione che ho avuto, ero di là in regia, e l'impressione che ho avuto è che quando l'arbitro era al VAR a vederlo, facciamo rivedere solo di fronte, in modo che non cogli la deviazione. Sì. Brutta palla persa. Però la recupera subito Ardizzone. Ardizzone sul pezzo. Ardizzone sì, ha preso coraggio dopo la partita di Pordenone. Ma è anche... È un monologo del Lecco nella metacampo del Cesena, ma...
Ma adesso Cesena Cesena fa quello che si doveva chiude, fare. sì, ha il vantaggio di poter Come difesa? aspettare. No, loro dietro sono messi bene. Nel loro girone Buso. è il miglior attacco e il miglior difesa. Buso va in mezzo a due e si piglia il fallo da Bravo Nicolò, Brambilla. dai che Nicolò stasera è È a 1 metro dal vertice dell'area di rigore. Qui Guarda. al passato. quando li sfida così va in due in dribbling, sai come va? Abuso duro. Conio questa nuova. Ma ci stava anche Ci stava il giallino, per stava anche il Adamo. giallo. Sì, stava entrando in area. E allora dai, Poi calcio di punizione per il Lecco. Dai, Lepore. Lepore da lì, molto defilati siamo naturalmente, però da lì può mettere dentro una palla, è interessante. Dai ragazzi, dai. C'è anche Giudici, si allontana Foschi, nervosissimo. Penso che quella In panchina. forte sul secondo Che bella la palo. Nord, gremitissima. Forte sul secondo palo, io direi. Fuori Brambilla, Shul Brambilla, Sul fuori. Brambilla entra Fumagalli. No. Entra Saber. È entrato Saber, sì. Saber Ma subito, Freyek. tra l'altro, non gli ha dato neanche... Di solito in Ma cosa? questi- Ha avuto un problema fisico? E qua proprio su intervento su Buso. Ah. Ha toccato la stomaco, la pancia, non so. Vediamo c'è anche Zuccon fuori area. Parte Lepore, bella, non c'è deviazione, però la cattura Tozzo, bravo perché rischiava di essere ingannato dalla non deviazione. Ha anticipato tutti sul primo palo, diciamo. Beh, la palla era bella, Sì, sì. perché bastava Dai, veramente un Beh, niente. sono quelle palle calciate che Lepore calcia bene, no? Quindi Io me l'aspettavo un po' più forte forse sul secondo palo, a cercare... Hanno anticipato troppo il movimento, sono andati tutti assieme sul primo palo, poi non c'era, lì è abbastanza che la tocchi e va dentro. Adesso prova a giostrare il Cesena dalle retrovie con De Rose, poi si affida dietro al capitano Cioffi. insomma Cesena che dopo il gol naturalmente si è molto chiuso, partita di attesa di ripartenza. Bravi, anche il Pizzauti, Lecco, dai fa Girelli. Girelli che può andare a campo, Girelli si lancia, bell'intervento questo di Aprire Cioffi, subito, però bello. subito aperta per Lepore, vediamo se Enrici segue, no, non ha seguito Enrici l'azione e quindi rimane la rimessa laterale. Inculare, chiudere, no? L'eventuale. Qui protestano. La sinistra doveva andare. Cos'è? Rimessa loro? Perché? Perché hanno protestato, perché l'aveva data a noi. Chi ma protesta poi vince. hanno protestato Mercadante Toscano e gli Tanto hanno- scusate, ma il campo, ma cosa c'è nel campo? Le righe longitudinali, cosa hanno fatto? Le vedi? No, ma il campo ha adesso fatto- quelle hanno fatto riprese il qua, rally. si vede meglio di là e c'è proprio come una scacchiera quasi. Perché da qua sembra L'hanno spazzolato Sì. col trattorino. Beh, è altro che spazzolato, cioè, dopo hanno seminato direttamente le patate. O si è scatenato il presidente, il patron. patron per la partita sgommato con il macchina. Prima della partita. Poi, no, beh, però non può scendere in campo lui, quindi Appunto. sarà sicuramente da qualche altra parte. Ci prendiamo un piccolo break. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Allora, Buso che finisce a terra, fallo di Cioffi. No, ho visto, però ecco, Però l'unica l'unica cosa che c'è, chiedo, dai ragazzi che c'è. l'unica cosa che chiedo a Nicolino, quando ti dà questi fare, poi stai zitto, non protestare, perché c'era dopo lui un po' il vizietto, no? ma dopo rischi che scatena già, te li sta dando, lascialo tranquillo. Allora, intanto non rompergli le balle. Foggia sempre in vantaggio 1-0 sul Pescara tra Delio Rossi e Zeman, Sì. mica brutta. Infatti suo era un ex, 5-4 Sì, tipo. Lepore, punizione dentro! Zeliak di testa! No! Annulla? Ma no! Allora rivediamolo, fuori gioco. Ma fuori gioco? Fuori gioco? Celia che era andato a svettare di testa. No, aspetta, qui c'è il VAR, dai, di sicuro.
Aspetta. Sì, c'è il VAR, c'è il VAR. Allora hanno il dubbietto, ce l'hanno il dubbietto. Io già mi sono rotto le dita l'altra volta, adesso mi sono rifatto male ancora. No, io mi sono fatto. Lo dico per la tua incolumità, hai visto anche. Io mi sono fatto malissimo. Perché è duro il tavolo, 1-1 intanto il Pescara, attenzione. Non mi interessa. Zeman. Sì, è fuori gioco. Fuori gioco, sì, direi che è fuori gioco. Fuori gioco. Però. Peccato. Però. Perché vanno a rivedere? Fanno un check, ma è lungo sto check, cosa devi guardare? No, beh, dai, è fuori gioco. Qui purtroppo c'è pochi dubbi. Però si può far male a questo Cesena. Senza si può far male. Senza VAR eravamo 1-0 noi. Sì. No, beh, questo era 0-0 ancora. Perché dici che questo. Sì, questo no, questo l'ha dato. Sì, questo ha alzato la bandina. Scusa, mister. Però diciamo, rispetto a una partita che uno può dire il Cesena è più forte. Questa cosa qua. Ce la si gioca. Sì. E poi intanto gli hai segnato, cioè nel senso sì è fuori gioco di mezzo metro, però intanto gli hai segnato, quindi quelle palle native diventano sempre più fondamentali. E noi soprattutto gli facciamo adesso dopo Pordenone credo facciamo un po' paura sulle palle native, perché ma io credo che facciamo un po' paura anche in generale. La battuta ancora Lepore, giusto? Non so se è andato Lepore da lì. Sì, Lepore. Sì, anche perché era abbastanza lontana ma mi sembra che stiano facendo sempre Lepore punizioni giudici angoli, no? Perché anche mercoledì e sai cosa? Forse Lepore va più dove c'è più di forza, mentre i giudici magari dove c'è da dare più giro, forse no? Dai che sbagliano, vai Ardizzone. Sì, loro stanno giocando male e però aveva che qua non approfittiamo. Però Ardizzone ha voluto lanciare subito Buso in velocità e non era fuori là, forse era fuori, sì. Enrici combatte, Bianconi, poi Lepore, esperienza, con calma, sangue gelido, sia lui che Ardizzone. Vediamo che Zelia però i piedi non sono granché, quindi è meglio che vai. C'è la deviazione Giudici, sbaglia il passaggio orizzontale. Ma Giudici che è un po' impreciso nelle ultime partite in generale, attenzione. No, non lo dà. Incredibile, non dà questo fallo l'arbitro. E palla per i blucelesti, c'è da preoccuparsi, Bianconi. Da Vicenza stanno valutando di ingaggiare il nuovo allenatore per il prossimo campionato Lega Pro Serie C, sarà Foschi, dicono. Però qui è un giallino per il 32 che si è tuffato. Cristian? Spendi? E perché qua si è buttato, poi non so se è protestato, però. Per adesso i due attaccanti si sono messi in luce solo Steven nell'occasione del rigore. Ma perché è un Cesena che gioca prevalentemente dietro, quindi molto raccolto nella propria. Bravissimo, per Lepore, attacca Mercadanti, Lepore, pallone dentro, prima deviazione, seconda deviazione, Ardizzone attacca l'uomo e guadagna la rimessa laterale, sì, bravo il 92. Fa una giocata orribile Silvestri tipo. Sì, aveva palla. Oh Buso, dai, mettila. Si gira ancora. Cosa fa? Che lascia Lepore. Cross coperto Pinzauti. Pinzauti in mezzo a 4, però servirlo così diventa un po' difficile. Sì, e poi una palla lenta, difficile. Lepore, scodella per Enrici che si difende, lascia anche partire il cross, ma però va oltre le. No, poi sappiamo che non è Pinzauti di testa, ma drago, quindi. Buso lì sul vertice, non poteva prima metterla. O puntare dentro lui e cercare. Secondo me ha cercato quello. Ha puntato l'uomo, ha cercato di rientrare. Di prendere fallo, di prendere tiro con l'interno destro. Ma perché secondo me aveva il tiro con l'interno e lui ha provato a richiudere e lì si è un po'. Ma perché loro hai visto come difendono bene con le due linee, cioè veramente chiudono tutte le linee di passaggio lì, da e loro si stanno difendendo. Ma lo sanno fare bene tra l'altro, perché visto comunque anche nei playoff 2 partite 0-0. E da quello che mi dite poi come numeri vuol dire che sei una squadra che si difende e va e colpisce il contropiede, perché se ha preso pochi gol e segnato tanto. O è una squadra che tiene sempre il pallone e non mi sembra. Allora io ho anche un'idea però, che si è segnato tanto, sia un dato un po' drogato nell'altro girone, dal fatto che era un po' più squilibrato del nostro, che se guardi la classifica l'Entella è stata terza con 79 punti, cioè vuol dire che mentre il nostro è stato molto più mediamente equilibrato, si è segnato probabilmente di meno, suppongo che ci siano state tante partite che sono finite tanto a poco, ecco, cioè, credo che sia un po' qui un fallo veramente anche quello guadagnatissimo da Spendi, molto tantissimo mestiere guadagnato da Spendi sì. Ha speso bene, Spendi bene il fallo. Va Adamo a battere questo calcio di punizione, questa partita fino adesso condizionata dal VAR.
Sì, diciamo... Tanto vediamo, la Sud non è piena perché non sono arrivati diversi tifosi del Cesena. Probabilmente hanno tenuto anche però una capienza, perché erano No, ma poi esauriti. tu forse non hai sentito, c'è stato un problema in autostrada. Oh, palla che... Qua ci fanno di mano loro, Ah, netto, qua non c'è marketing. Allora, intanto volevo andare a recuperare il dato di Matteo. Dicevi 4.794 spettatori, 626 ospiti da Cesena. Hanno preso tutti. Ma sai che Questo era abbastanza... Ci prendiamo un break, dai, torniamo alla mezz'ora. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Tiro di Steven Spendi altissimo, ma forse c'è stata una deviazione, Sì, calcio d'angolo. 32 minuti, 1-0 Cesena, VAR per il vantaggio, VAR che ha segnato il rigore al Cesena, nonostante la prima deviazione di corpo del difensore di Bianconi. C'è stato poi il tocco del braccio largo che è stato punito. Adesso c'è Adamo dalla destra per questo calcio d'angolo. Siamo, ripeto, nel 32esimo minuto. Parte la battuta al centro dell'area, Melgrati. Che parata Melgrati sul colpo di testa imperioso di Prestia. Mi è sembrato sì, Prestia. Mamma mia. E Melgrati ci ha messo i pugni, allontanato, non diciamo defilatissima, abbastanza centrale. Guarda che era forte il colpo di testa. Cavoli. Sì, era per fortuna che era centrale. Prestia sì. Sì, però Sì, beh, non era diciamo- volato, era... Diciamo era facilitato anche dal fatto che non avesse nessuno sulla Sì, traiettoria. reattivo Cioè, però, perché portiere celeste. Prestia, l'unica cosa è che Prestia è partito e non l'ha preso nessuno, senza neanche saltare di testa, incrociato. Attenzione su queste situazioni, anche adesso in uscita, brutta palla persa, Zeliak cerca di contenere, arriva Bianconi, passano, poi Zeliak recupera, c'è il fallo su di lui. Fallo. Si rischia un pochino al 33esimo, ma Melgrati ha qualcosa da dire ai suoi, giustamente. Quindi intanto c'è il fallo su Zeliak, trattenuto e trascinato a terra. Che poi su azione non abbiamo ancora subito niente, abbiamo preso il rigore sì. e poi da calcio da palla inattive, insomma. Ma dai, perché non è che stanno facendo chissà cosa più di noi, anzi. No, beh, fino adesso diciamo due tiri da fuori. Sono trovati Noi fatto il due episodio. tiri da fuori, la palla di Zeliak che era fuori gioco di non moltissimo. E gol annullato. E Girelli intanto si trova il pallone quasi casualmente addosso, non riesce però a girarsi, guadagna la rimessa laterale e infatti tira in porta 2-1 per il Cesena. Non vedo il secondo del Cesena e ne manca uno per il Lecco, sinceramente. Però diciamo che è una partita che, come dicono, Buso si gira bene, scivola, non c'è fallo ma c'è la rimessa laterale, e Buso non protestare, stai calmo. È una partita che, come dicono quelli bravi, si gioca su 4 tempi, quindi dobbiamo anche c'è tutto il tempo. No, quindi. c'è, però adesso il Lecco deve scuotersi un attimo nell'ultimo Zeliak. Dai. Ribattuto, arriva Zuccon che non riesce a tenere il pallone. Zuccon è un po' il campo il leggerino Cesena che oggi, riparte 2 contro 3. Bravo Enrici, segui l'azione, segui Spendi, Melgrati, fuori! Si divora il 2-0. Steven Bravo Spendi. Melgrati, la prima volta che esce era fatta perfetta. Clamorosa Bravo. occasione per il Cesena Bravo, al Riccardo. 35esimo. Bravo Riccardo che ha coperto tutto lo specchio della Però porta. qui e abbiamo Spendi. preso un contropiede micidiale E il e Ricci problema- si fa saltare dalla palla in verticale, poi il Spendi problema sull'uscita di Melgrati la mette è fuori. che Ricci ha preso si è fatto prendere 2 metri in 10 metri, cioè Spendi gli è andato via niente. Per fortuna che però Melgrati è uscito alla perfezione, Sì, gli ha chiuso bene. ha coperto tutto e lì forse si doveva fare scavino. Sì. Steven o Christian è stato? Steven, 11.
l'11 è quello più pericoloso è di quello che due. doveva partire. Sì. Zuccon, numero in mezzo a 2. Poi lancio per Pinzauti che è abbracciato, non riesce a liberarsi dei 2 uomini. Pinzauti chiama il gomito alto, ma era solo, poteva fare poco. Ha fatto la barba al palo prima, comunque spendi, perché brivido come un proprio. po' come giudici. Cioè, in realtà è stata un'occasione più facile da segnare, cioè, quasi che da prima ho sbagliare, visto però. Lecco una conclusione, ma Giudici e Girelli. Mi sembra Adesso 2. però attenzione, perché il Cesena sta prendendo campo e coraggio, quindi dobbiamo vai scuoterci Lorenzo, subito. Pinzauti bravo a tenere alta la pressione, così come Lepore che però disturba fa sbagliare. e fa sbagliare. Bravo Franchino. Arriva Buso oggi è in pallissima, cioè è tutto sì, campo. Speriamo che Di qua Buso e Lepore bene, manchiamo un pochino a Giudici, destra. sì. E perché Buso ha provato a iniziare di là, è stato un po' di là e adesso è venuto di qua. Attenzione Bianconi che dà dietro la palla a Melgrati. Dai ragazzi, bisogna scuotersi un pochino, Vabbè, ma 5 minuti abbondanti che siamo un po' contratti. Però diciamo, devono anche gestire un po' le forze, perché stiamo giocando ogni 3 giorni da quanto tempo ormai? Abbiamo fatto Ancona, Pordenone e oggi su 5 partite in 3 settimane. Tutte segnano, e non iniziano a farsi un po' cioè, ragazzi, siamo quarti semifinali di playoff per la Serie B, cioè, penso che anche le gambe, anche le energie nervose brucino le gambe, quindi. Allora, tutte segnano, a Lecco viene annullato il gol, scrive Puccettone Web, che già dal nome dell'account è il mio idolo. Il Vicenza sta seguendo, Roby, 3 allenatori: Foschi, ex allenatore della Reggiana, vincitrice girone B, Serie C, e Bianchini, tecnico dell'Arzignano. Deve segnare Buso, vi accontentate che è a tutto campo? Ho capito Marco questa... ragazzo mio, cioè va bene... Deve segnare Buso, vi cantare e portare la accontentate che è a tutto croce campo. due, Beh, è un giocatore che comunque ha bisogno di muoversi tanto, no? Perché è un giocatore che ha bisogno di campo davanti a sé. Davanti, insomma... Sappiamo tutti che uno dei difetti che ha Lecco, prima ancora che i suoi giocatori, è che quando arriva nei 15 metri... fa un po' fatica. Sia nel trovare la soluzione, nel sceglierla, che poi nell'applicarla. Infatti anche in precedenza il Buso, abbiamo detto, è arrivato lì al qua non c'è fallo su Enrici, però al vertice dell'area e si è un po' incartato. Anche qui si su gioca, Buso non c'è mai fallo. Sì, però prima li dava tutti a loro. Bianconi alle spalle, non è coperto, va a Zegliak dopo che Giudici ha disturbato il cross di Mercadante, però anche qui un po' più di attenzione nelle diagonali. Poi Zegliak difende la rimessa al però fondo. allora l'impressione degli ultimi minuti, dalla mezz'ora in poi, è che ogni volta che loro vanno davanti possono essere potenzialmente pericolosi. Intanto Bianconi ha colloquio con Melgrati che lo rimprovera di qualcosa e noi ci prendiamo una pausa. Gli dice di partire di là. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. 39 minuti sul cronometro. È un Lecco che fa fatica in questi... Ma adesso ti 10 dico, minuti. se riusciamo ad arrivare all'intervallo con lo 0-1 va bene così, dai. Non dobbiamo rischiare di prendere un altro gol prima dell'intervallo. Sì, perché sarebbe... pesante. Poi visto che adesso, no, ma non lo dico perché abbiamo fatto un brutto primo tempo, ma perché adesso stiamo rifiatando. Sì. Quindi meglio, cioè stiamo rifiatando, non dobbiamo. Tanto bene l'uscita qui di Enrici. Che poi però spazza via in maniera Enrici un po' tra l'altro. così. Oh, Pinzauti, dai, Lorenzo. bravo. Beh, qua è gioco pericoloso quantomeno, Che non riusciamo, vedi. Bardizzone, palla per Buso, dai, per Girelli. C'era Girelli. Era bello l'idea, c'è però il difensore del Cesena.
E poi quando diciamo, per esempio anche di Buso, stavamo ragionando adesso, tra primo e secondo tempo, bisogna anche pensare che davanti non è più certi tipi di squadre che avevamo purtroppo, cioè purtroppo o per fortuna nel girone nostro. Questo per chi, scusa, per Pinzauti? Sì, cioè, no, ma per tutto il Lecco, cioè sono forti, non ce n'è poche di base. Soprattutto sono molto strutturati fisicamente, stiamo facendo fatica su certe palle. Ragazzi, questi hanno fatto una sostituzione ed è entrato Saber. Cioè, parliamone. C'hanno Mustacchio Bianchi, Nicolo Bianchi, hanno Marco Calderoni in panchina, cioè Simone Pieraccini, quello è il ragazzino giovane. Mustacchio. Non è il Pieraccini che gira per la da anni. E cioè Ferrante, Chiariello, cioè noi va bene, abbiamo Ilari che però sappiamo che è un po' a corto, cioè, abbiamo Bunino che Bunino, Magni, sì, Bunino, Magni e Tordini, sì, però può essere anche lui una hanno giocato, impattato benissimo. Però ecco, secondo me, diciamo, noi siamo come quei ciclisti che è tutto cuore, che sono al gancio sul Mortirolo e non si staccano e sono lì. Che però se te li porti al traguardo magari sono più veloci di te, esatto, allo sprint. Però diciamo, non è che ogni scatto degli altri noi li dobbiamo inseguire, no, certo. Dobbiamo cercare di attaccarci come con la pompa dell'aria, tenerci attaccati da tutte le parti pur di arrivare lì all'ultimo e giocarcela. E noi è uguale, cioè tutti i nostri giocatori sono oltre il loro limite. No, è indubbio che mentre il Cesena sono tutti, magari qualcuno è anche al di sotto del loro limite nel Cesena, perché magari il campionato loro dovevano vincerlo. Cioè, quindi secondo me la differenza è lì. Sicuramente era richiesto a loro di vincere il campionato, no? Nei loro gironi che non a Lecco. Noi dovevamo salvarci. Le assenze, diciamo. E anche le assenze. Le nostre, dici? Battistini. In centrocampo abbiamo solo Battistini, Galli e Ilari. Che Ilari c'è, ma non c'è, nel senso. E Eusepi. Scusate, se posso. Infatti ieri mattina parlottavo un po' con mio papà, mi diceva ma Lecco avrebbe dovuto avere uno che, attenzione Cesena, va sul fondo, bumbu, ha toccata Malgrati? Sì, ha cercato la conclusione dal fondo e Malgrati l'ha tenuta. Vediamo, forse non l'ha toccata, o è già sul fondo? No. A me l'ha toccata. E qui Iseglia con filo in ritardo, ma ripetiamo. Hanno fatto un bel triangolo. Sì, e poi Bumbuli, come cavolo si chiama, ha delle leve e una velocità che Zeliak non può tenerlo, e infatti qua gli è scappato. Tra l'altro hanno chiuso un bellissimo 1-2 in area, quindi Bumbu che poi prende proprio 2 metri in 1 metro a Zeliak. Adamo, la battuta, via, Pinzauti di testa. Stiamo soffrendo, deve passare un po' la mareggiata fino al 45esimo. Noi diciamo, Lecco non è solo che segna, sì, ce l'ha Eusepi. Peccato che è in tribuna. Cioè, ragazzi, Pinzauti quante partite ha giocato quest'anno? 40? Tutte. Ma non è stato un bomber. Non è mai stato un bomber, fa un lavoro della Madonna miseria, scusate i termini. Ha avuto un piccolo calo a un certo punto, proprio tra l'altro a fine campionato, inizio playoff. Ma ci sta che l'abbia avuto. Ragazzi, ma tira la carretta da settembre. Adesso dico quante presenze ha. Forse quest'anno l'hanno che ha fatto più gol, ne ha fatti forse 7-8. E anche Buso, lo sappiamo ragazzi, non è Buso è in Serie D, era andato in doppia cifra. È il primissimo Sau, per chi se lo ricorda qui a Lecco, sì, che aveva segnato 5-6 gol. E si capiva che era un giocatore che avrebbe potuto fare qualcosa di importante, ma Pinzauti è, dopo Zambataro, il giocatore che ha più presenze nel Lecco quest'anno, 39, Zambataro e Giudici 39, 38 ecco, le ha Pinzauti, però minuti giocati sono 2612. Ragazzi, ci lamentiamo di Giudici che è un po' fuori partita stanco. Ragazzi, è il suo ruolo, 3100 minuti, nessuno, solo Zeliak. No, ma 36 presenze, ma 3226. Sì, ma Giudici poi che ruolo fa? Cioè, fa 50 metri avanti e indietro tutto il tempo. La statistica del nostro Lanfredo Birelli, aggiornate a Pordenone. Dai, Bianconi, Battistini tra l'altro 3134 minuti. Attenzione perché riparte ancora il Cesena. Qui è l'arbitro che si è messo in mezzo. Bianconi non ha avuto spazio per passare. Adamo punta l'area, Enrici vanno sul fondo. Enrici bravissimo, ma poi sai che forse Adamo se l'è portata lui sul fondo? No, calcio d'angolo. Chiuderà presumibilmente con un calcio d'angolo il primo tempo. Il Cesena non credo ci sarà
forse un minuto di recupero. Beh, se ci sono stati 2 VAR. Ci sono stati 2 VAR, però. Chiediamo alla regia se poi sentono penso un minuto segnalazione. È minimo. Un po' di tempo. Forse 2 o 3 minuti effettivamente. 3 addirittura. 3 minuti. Adamo dalla destra. Un minuto. La battuta al centro, deviazione e gol del Cesena. Gollonzo del Cesena, Prestia che ha tirato praticamente sulla schiena di un difensore del Lecco. La deviazione ha fregato Melgrati, che ha provato il balzo, ma diciamo è andato fuori tempo anche per questo tocco. E diciamo che Cesena minimo sforzo, massima resa. Con un mezzo tiro in porta ha fatto 2 gol. Vediamo, Prestia, Bianconi. Prestia sulla schiena di Lepore. Sulla schiena di Lepore si sarebbe andata fuori. Gli è saltata su. Sì, è proprio imparabile poi per Melgrati. Toscano che ringrazia la Dea Bendata per questa fortuna che ha avuto nel primo tempo. Molta fortuna. Ha toccato la gobba del suo vice. Cosa puoi dire quando c'è questa fortuna? Quando ti va tutto contro è dura. VAR. Stavamo subendo da 10 minuti abbondanti un quarto d'ora, quello sì, e si è creata un'occasione, come diceva giustamente il mister, da calcio piazzato possono farti molto male loro. Non è finita niente. Ancora Docet. Ma no, quindi non so, però. No, è difficile. Adesso attenzione, perché deve finire il primo tempo almeno. Infatti adesso dobbiamo chiuderla perché bravissimo Girelli, e poi rimpallo ancora favorevole a Saber che apre sulla sinistra, palla dentro, va Zuccon a controllare. Vuole ragionare. Sì, Ardizzone vicino a lui, lascia Lepore. Ardizzone si sovrappone, cerca la deviazione, c'è il fallo. Bisogna giocare con un po' più di cattiveria però le palle. Sì, però c'è il fallo che non ne viene ravveduto, parte il Cesena, la conclusione intercettata, poi Girelli. Arrivano sempre prima loro sulle palle. Abbiamo sentito il 2-0 adesso. Sì, no, ma anche prima comunque. Poi interviene Zuccon, ma non va Ardizzone, quindi ancora Adamo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero, Adamo contro Lepore, palla dietro per De Rose. In qualche maniera Lecco esce, ma la deviazione favorisce Saber. Schiaccia il Cesena ora. Pinzauti cerca di aiutare i compagni nella loro metacampo. Dai, perché comunque cercano di gestirla. Bisogna rientrare poi nel secondo tempo credendoci ancora, perché con un gol la riapri, Ma sì, ma basta anche ma perdere 2-1 va anche bene. Va Bianconi che porta via la palla con mestiere. Poi Lepore, non possono lamentarsi loro, tutti i mezzi falli che non gli hanno dato. Zuccon non fa stupidate, bravo. Melgrati non fa stupidate. 48esimo. Non bisogna fare stupidate, adesso è finito il tempo, quindi fischia, vediamo, sì. E fischia il signor Scatena, che dopo pochi minuti ha scatenato il Cesena. Fischia. Niente, 2-0 per il Cesena, è una partita, una doppia sfida. Allora diciamo Fasullo, in salita di così. Fasullo perché poi alla fine sul campo 2 reti di scarto. Forse non ci stavano, però. No, perché alla fine il Cesena si capisce che è superiore, ma non l'ha fatto vedere. Quindi come gioco non ha fatto tanto di più del Lecco. Si vede che quando arriva lì, si vede che ha più qualità. Però c'è da dire che magari sai il rigorino regalato e la deviazione, insomma, quando ti gira tutto anche a favore, tutto l'armamentario anche che hai a tua disposizione di armi sporche, per modo di dire. Sì, adesso c'è il fenomeno Spendi, 20enne, che fa il fenomeno all'intervista. Non l'abbiamo sentito noi, quindi in regia non hanno apprezzato le parole di Spendi, noi non le abbiamo sentite da qua. Ci colleghiamo a breve con il nostro Albino dallo stadio per... Vabbè, ma poi scusate, i romani un po' sboroni lo sono sempre stati. Ma però lui di Ancona, ho visto. Vabbè, romani. No, ma marchigiani sono diversissimi. Ma giocano in Cesena. Fausto ci sta mettendo in collegamento. Intanto Foggia e Pescara sono sull'1-1. No, allora di tutto, diciamo, non è niente di irreparabile, però diciamo bisogna avere
non dico un po' più di fortuna, però riuscire a essere un po' più decisi. Tanto sento Albino, mi senti? Sì, vi sento, anche se un po' metallici. Un po' metallici, allora devi abbassare magari un po' il volume. Albino, un primo tempo che, allora, noi abbiamo un po' sintetizzato così, il Cesena ha dimostrato di essere probabilmente superiore al Lecco, però c'è molta sfortuna nel 2-0, no? Partito No, direi che, allora, il Cesena ha dimostrato di essere superiore al Lecco dal punto di vista dell'organico, però se andiamo a vedere se gli episodi che hanno scatenato questo 2-0 sono 2 episodi, e allora una palla da fermo. No, c'è il rigore che, vabbè, fatto col VAR, no? Sì, anche se poi tra l'altro vedendolo col VAR noi l'abbiamo visto e rivisto, Albino, cioè siamo molto perplessi lo stesso. Appunto, io dal vivo non ho assolutamente visto il rigore, però ok. Allora, e poi l'altro discorso è stato il gol annullato per fuori gioco, poi sono dimostrato secondo me molto lo spirito di combattuta dell'Ecco del primo tempo. Devo dire che una cosa che mi è sembrata palese è stata l'assenza dal gioco completo di giudici, che non è pervenuto. Sì, siamo d'accordo, giudici male a destra non siamo mai andati. Mai, cioè voglio dire, questo è un giocatore che ha talmente tanta classe che quando deve dimostrarlo però deve tirare fuori la classe, poi la serva dietro la valigetta, dietro la borsa con gli indumenti. Cioè la classe la tira fuori in questi momenti, la classe è la voglia. Sì, e poi c'è sfortunatissimo sul calcio d'angolo loro, perché Prestia va a schiacciare di testa sulla spalla di Lepore che spiazza Melgrati, perché altrimenti sarebbe forse uscita direttamente la palla, quindi c'è molta sfortuna per adesso negli episodi. Sì, direi che non siamo stati fortunati, però anche qua, ripeto, io lo so, non voglio sostituirmi all'allenatore, ma quando vedi che dall'altra parte il tuo capitano non prende un pallone, non fa una situazione, quantomeno lo chiami, dai dici cosa sta facendo. Sì. Poi è vero anche che dopo, come dicevi tu, dopo una mezz'ora il Lecco era partito bene, anche dopo il gol ha reagito, ci sono stati quei 2 bei tiri di Girelli e di Buso, poi si è un po' spento e ha lasciato un po' troppo campo al Cesena, no? Troppa intraprendenza al Cesena. Esatto, e non ma aggiungo che poi va spiegata un po' una cosa, no? Allora, continuano ad arrivarmi domande su Facebook relative al fatto che il Lecco perde 2-0 in casa e va a vincere 1-0 a Cesena, cosa succede? Succede che vanno supplementari, questo è quello che io. Cioè sì, in caso di parità assoluta supplementari, certo, sì. Quindi basta un gol per riaprirla, basta un gol per secondo tempo, dai, su. Cioè, voglio dire, no, a me è arrivata la domanda: se il Lecco perde oggi 2-0 poi vince 1-0 a Cesena, no? Cosa succede? Succede che vanno supplementari. No, devi vincere 2-0, devi pareggiare. Cioè, il Lecco dovrebbe vincere 2-0. Cioè, se perdi 2-0 e vinci 2-0, 2-2, supplementari. Sì, certo. Quindi, ma allora la partita è ancora da giocare. Sì, con un gol la riapri oggi, nel senso che ma dei gol devi giocarla con molta più ansia. Sì. Ripeto, ha giocato secondo me con la voglia di fare Buso, ma anche Pizzauti, però i giudici non ha fatto assolutamente un passo fuori dall'anonimo. Assolutamente, sono d'accordo con te. Dai, lo caricate voi dalla tribuna nel secondo tempo, dai. Mi raccomando. Ma diventerà difficile caricarlo dalla tribuna, perché mi sembra francamente molto scarico. Sì. Non so anche di stanchezza, perché ti chiedo, perché vedevamo 39 presenze stagionali, 3200 minuti, giudice il giocatore più impiegato di tutta la stagione praticamente. Forse è un po' scarico. Lo devi dire prima di giocare. Secondo me gli manca, è entrato un po' contratto, non mi sembra che abbia la convinzione solita. Lui quando ti punta ti lascia lì, no? E invece non ha mai pensato di farlo, non ha mai giocato, non ha mai fatto un cross alla sua faccia. Provate a guardate. Sì, speriamo che nella ripresa possa cambiare un po'. Speriamo, me lo auguro. Dai, ci sentiamo più tardi, Albino. A più tardi. Ciao. Noi rientriamo, ci prendiamo il break lungo, torniamo lungo. Beh, ormai torniamo tra pochi minuti. Massimo Agostini al bomber, l'attaccante con il www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport, 24 ore di emozioni blu-celesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda?
Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blu celesti. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Nato a Mandello nel 1947, Osvaldo Iaconi lega la sua intera vita al calcio, da giocatore e soprattutto da allenatore. La sua impronta sui colori blu celesti è forte, anzi fortissima, in una storia che prende il via nel 1966. Un giovane Iaconi di ruolo centrocampista viene prelevato dalla Seregno con cui ha fatto il suo esordio tra i grandi. Il Lecco vive il ritorno nella massima serie dopo alcuni anni di purgatorio in Serie B. Iaconi colleziona soltanto 3 presenze che nel 68-69 diventano 7. La stagione dell'esplosione è quella successiva in Serie C. Osvaldo disputa ben 35 partite, mettendo a segno anche 4 reti. Score realizzativo che il mandellese migliora costantemente gli anni seguenti, con 6 e 7 marcature, confermandosi centrocampista con il vizio del gol. Negli ultimi anni in blu celeste vive l'emozione del salto in Serie B, ma anche l'immediata retrocessione, concludendo la sua esperienza al Lecco, con 169 presenze e 27 reti. Nel 1982 Iaconi avvia una lunghissima carriera da allenatore che lo porterà a cambiare decine di panchine lungo l'intera penisola, con numerosi successi. È infatti il tecnico che vanta il maggior numero di promozioni nel calcio italiano, ben 11, e a Lecco nel campionato interregionale 89-90 conquista il secondo posto alle spalle dell'F, con l'invidiabile primato di 11 vittorie consecutive. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco.
Maurizio Zandegù esordisce giovanissimo con i colori blucelesti nella stagione 1972-73, in un Lecco che attraversa una fase di profonda crisi e rinnovamento dopo i fasti della massima serie. L'anno successivo, con la squadra in Serie C e affidata in estate a Sergio Brighenti, l'attaccante mantovano trova via via sempre più spazio, fino a marcare la sua prima rete all'ultima giornata, nel 3-0 rifilato dal Lecco alla Gavinovese. Il campionato seguente vede alternarsi sulla panchina bluceleste Antonio Pasinato e ancora Brighenti. Zigo Zago si afferma come titolare fisso grazie alle sue irresistibili serpentine. Il contributo offensivo alla causa è significativo, 5 gol, mentre nella Serie C 75-76 le segnature sono 7, alle quali se ne aggiungono 2 in Coppa Italia. La stagione 76-77 occupa un posto speciale nella storia del Lecco, oltre al quarto posto in campionato. I blucelesti trionfano nella Coppa Italia semiprofessionisti e nel torneo anglo-italiano. Zandegù è protagonista indiscusso, segna 10 gol in campionato, 2 in Coppa e ben 5 nella competizione internazionale, mettendo a referto una doppietta nella finale con il Bath City. È il suo commiato trionfale alle sponde del Lario, dove lascia negli almanacchi la bellezza di 32 gol. Nel 1977 passa al Treviso, con la cui maglia disputa 3 stagioni, per poi proseguire la sua avventura nel calcio a Trieste, Ancona e Fano. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Per vivere un'esperienza indimenticabile, per voi c'è Mamaio Bistro. Venite ad assaporare la freschezza e la qualità che solo il pesce di Mama Ioa potrà darvi. Piccolo ma accogliente e moderno, con personale cortese e professionale, da Mamaio Bistro gustate in tranquillità aromi semplici e ricercati della pesca giornaliera, iniziando dall'antipasto fino al dessert. E durante la bella stagione pranzate, cenate e ammirate la bellezza del lago da Piazza Cermenati. Mamaio Bistro, Vicolo del Torchio 1, Piazza Cermenati, Lecco. Per info e prenotazioni 0341 32 16 88 o al sito www.mamaioa.it. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la
la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Entriamo sul 2-0, è ripartita la sfida tra Lecco e Cesena da 25 secondi, si riparte da questo 0-2 che condanna in questo momento il Lecco alla sconfitta immeritata, perché comunque c'è tanta sfortuna in questo primo tempo del Lecco, ne parlavamo anche durante l'intervallo qui in studio e fuori. Diciamo che intanto c'è Magni, Sì, mi sono perso l'ingresso di Magni. Almeno si nota subito. Sì, ma non ho... Attenzione, Saber, Megrati. Centrale, blocca. Saber una conclusione che era battuta, ma è battuta in mezzo all'area. Ma non è impensierito particolarmente Megrati. Dudu l'ho visto, ho visto Buso. No, c'ha anche Pinzauti, quindi tridente. Sì, come praticamente la partita di Pordenone. Ha tolto Girelli o ha messo Lepore dietro? Aspetta, forse sai che ha fatto uguale, non sai che ha messo Lepore dietro, perché tanto qua scenetta di Saber. Vediamo chi c'è. Uscito Girelli. Girelli? Sì. Chi ha ammonito? Ma perché? Ma non è neanche fallo, perché Saber è caduto da solo. È il primo ammonito della partita, Ardizzone. È il primo? Sì, non l'ho seguito. Sì, una partita corretta, cattiva, sì. Nervosa, ma non di fallo, nervosa, anche tra di loro non c'è la partita. Bianconi per il rigore ammonito anche. Che poi sì, se dai il fallo ci sta, perché gli interrompi una importante occasione da rete. Intanto Cesena ancora davanti, palo clamoroso, palo esterno di Spendi, di Steven Spendi, che con la palla che attraversa tutta l'area di rigore sul secondo palo, e poi aspetta, sai che forse c'era anche calcio d'angolo di giudici, calcio d'angolo, ma non gliel'ha dato, meglio così. E la palla anche al centro dell'area di rigore c'è stato forse un giocatore del Lecco che l'ha deviata. Comunque Spendi sul secondo palo, molto più vicino alla porta di quello che aveva segnato Zeliak. Tanto bella azione del Lecco che va in contropiede, giudici cosa fa? Perché no? C'erano Pinzauti largo libero sulla destra, Magni libero al centro e Pinzauti si è incarotato in mezzo a due. Peccato. Lecco che sicuramente ora ha trazione anteriore, ma deve cambiare un po' atteggiamento, perché io lo vedo ancora un po' contratto quando attacca, non ha... E allora, come dicevamo al primo tempo, manca un po' lo sfogo qui sulla destra, che per noi è importante, perché il giudice comunque dà qualità sia sull'esterno che poi soprattutto quando si accentua. Tanto Lepore corre contro Adamo, guadagna la rimessa dal fondo, vediamo, sì, guadagna la rimessa dal fondo, bravo Franco Lepore su Adamo, che è molto ficcante là sulla destra. 2-1 Pescara sul Foggia. Tanto qui era già fuori forse, ma è anche già fuori forse, Sì, anche a me sembra che l'abbia agganciato in una maniera strana. Da fuori l'ha buttata sul palo. Infatti era già fuori. Ci ha preso il palo, ma era già fermo il gioco. E qui intanto c'è una rimessa laterale per il Lecco, c'è Silvestri che... Tra l'altro c'è un gol che fa male, come lo diciamo spesso quando nel recupero il 2-0, no? Perché è un conto se vai a riposo 1-0. Sì, prima del recupero. Psicologicamente. Nel finale, sì. Diciamo, grosso modo così. Sì, quando l'avevamo detto, il Lecco stava cercando di tirare un po' il fiato, però loro appena hanno avuto un po' di campo. Però il Lecco non... Allora, così come dopo il rigore... È molto dubbio, per usare eufemismi sportiveggianti,
Dopo quel rigore dubbio non ha subito, cioè ha attaccato, ha tirato con Buso a fil di palo, ha tirato con Giudice a fil di palo ancora, ha segnato anche se fuori gioco. Tanto una curiosità che mi fa vedere Ivan, che Lecco Cesena il primo rigore ha segnato in Serie C dal VAR, quindi purtroppo è la prima volta che c'è il VAR, no? Purtroppo lasceremo un ricordo non bellissimo, ecco, noi come... Beh, se è un segno che il primo rigore segnato dal VAR non c'era. È un bel segno per il VAR. Tanto palla dentro, c'è un rimpallo che favorisce Buso che corre, si addormenta. Guadagna la rimessa laterale. Si addormenta Bumbu, era? Non lo so, sì, no. Subito per Buso, angolo, è uscita la palla, non se ne avvede il guardialine. Attenzione a non prendere qui. Guardizione combatte, lo fermano con un fallo. Spendi da solo, su Bianconi più veloce. Stringi. C'è Lepore che ritorna da solo, ma possibile che ci metta in ambasce da solo? Bene. No, bene, però Bene in 4. Però io quello che mi chiedo è da solo Steven Spendi davanti, perché ancora. il gemello non si è visto fino adesso. Ancora sempre lui guadagnare il calcio d'angolo. Io mi chiedo però perché il signor Scatena non fischi falli per noi. Quello me lo chiedo, perché c'erano minimo un paio di falli di quelli non netti, clamorosi, ma di quelli che lui stesso ha fischiato a favore del Cesena nel primo tempo, e questi ci sono partiti in contropiede su 2 falli. Intanto Zuccon si chiude. Angolo dalla sinistra, loro praticamente solo su angolo hanno giocato in tutta la partita. Sì. Angolo questa volta dalla sinistra, Adamo sempre lui, comunque va alla battuta, questa volta sarà a rientrare, parte e va al centro dell'area, c'è Enrici, poi va a vuoto Prestia. Ho l'impressione che però ogni volta che loro attaccano si corrono dei bei rischi. Diciamo che dà l'impressione di fragilità diamo dietro quando loro attaccano. Sì, e noi soprattutto, sai cosa? Secondo me lo sentono, non lo so, il mister se può contraddirmi, un po' indifesi, anche perché a ogni minimo sfioro gli dà il fallo. Non so se può incidere come... Sì. Perché io vedo che loro, nonostante Buso sia uno che prende tanti di quei falletti qua e non gliene fischiano uno, loro cascano sempre. Quindi non puoi neanche magari cercare di vincolarti un po'. Attenzione ancora a Cesena, la palla dentro, sfila, bravo Zeliak. Rischiando Zeliak. E cosa chiede qui lo spendi spande qua? C'è da lamentarsi di che? No, non si sa di cosa. Trattenuta, ma dai, per favore. Veniale, direi. Per favore, ha sbagliato un gol che la meta basta. Quello di prima? No, adesso questo. Bastava che mettesse il corpo, era gol questo. Non so, no, che col VAR poi si gigantisce tutto, anche vabbè, questo se lo vai a rivedere, questo è rigore. Infatti, se lo vai a rivedere, questo è rigore. Però anche prima anche quelle cose di campo che sembrano, diciamo, parte del gioco, diventano poi amplificate. Non la teniamo più. Noi ci siamo sbilanciati un po' tanto. Adesso anche hai un centrocampista in meno, tra l'altro, quindi... Ma però sì, è un 3-4-3 adesso. Sì, diciamo che quello che è mancato nel primo tempo a me sinceramente è tanto Galli, perché davanti alla difesa loro hanno giocato un po' come volevano e secondo me Galli si è sentita la mancanza. Adesso noi fatichiamo a uscire, loro coprono bene gli spazi, c'è tanta densità e non riusciamo a fare 3 passaggi. Forse poteva aspettare un po' mettere il Magneto, un po' fretta, però Zambataro corregge subito. Posto di Pinzauti? Secondo me di Giudici. No, Pinzauti. Enrici. Sì. E mette Lepore e Braccetto. Enrici non stava benissimo. No. Mette Enrici scusate. Lepore esterno di sinistra della e Zambataro va in fascia. Sì, però Zambataro deve entrare in partita bene. Attenzione, però adesso Cesena ancora. Rispetto alle ultime parti della rete di Blu Celeste. Gira la palla, De Rose, Adamo. E ovviamente sai cosa poi? Se Adamo scappa, secondo palo, cerca di tenere Mercadante la sfera, Giudici su di lui, palla arretrata, Saber, e loro adesso giocano sul velluto, perché
Troppo. E diciamo gli è andato tutto a favore, quindi adesso loro hanno anche il vantaggio che sai sul 2-0 il Lecco un po' in ambush, stanno giocando sul velluto, non te da dire. Ci prendiamo un piccolo break. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Bianconi se la cava in qualche modo. E Bianconi sta sentendo il fatto che comunque è stato fermo per mesi e adesso si trova a giocarne una dietro l'altra in fila. Tra l'altro da leader della difesa che non c'è Battistini. Sì. Quindi la responsabilità, sicuramente la palla scotta un pochino. Tanto sento mormorare il Piave. Mi sa tanto che Eleven non sta, è un po' parteggiante. La Rai, vabbè, la Rai. Vabbè, ma è già tanto, non so, ci stanno dando dei nerazzurri già così, tanto, no, perché c'è sempre... quello sarebbe anche meno, tra l'altro. Ah beh, sì, giusto quelle due informazioni che un giornalista deve prendere prima della partita. Zuccon fa ripartire Zambataro. Dai Zamba, mettici la Zamba. Faticosa sta partita. Lepore, dai Buso, dai Nicolino, triplo numero e poi alla fine si piglia il fallo. No, non se lo piglia perché non glielo dà. Vabbè, però, non ragazzi, lo so, perché è caduto? Vabbè, ma giochiamo a lotta libera, ragazzi. E loro cadono come mosche. È caduto uno, ma non è stato neanche a contatto con l'avversario, non ho capito? Non si è rialzato. Non riusciamo più a sfondare il centrocampo, nel senso che, guarda, loro sono tra l'altro molto reattivi ancora fisicamente in palla, mister. Sono anche comunque più freschi. E il punto è che logicamente sono lì a posto. Ma poi sono più freschi perché hanno giocato di meno. Vedono difficoltà e... Beh, hanno 2 partite in meno sul gruppone. Lepore, troppo lungo per tutti i giudici. Guadagnare di messa laterale. Dai, su, alziamoci un po'. No, ma Galli non sta bene ancora. Forse è in panchina per numero. Sì. E Ilari pure. No, c'era Magni che non è riuscito ancora a strusciare un pallone da quando è entrato, fondamentalmente 57esimo, perché non è mai stato servito di fatto, no? Andiamo, Facciamo Buso fatica ad arrivare davanti. Dai, rimpalla male, sì, Zuccon, anzi Ardizzone che la mette giù, palla complicata per Lepore. Primi 30 minuti bene, poi ci siamo spenti, adesso giochiamo un po' con la paura. Bene, però io bravo, sono sicuro che Franchino, un vai. episodio può darci la scossa. Dai, dai ragazzi. Va a lungo Magni di testa, messo giù, non c'è fallo. Invece questo lo fischi? Sì, certo, al Cesena subito. L'ho chiamato Toscano e quindi c'è il fallo. Piacerebbe rivederlo quello su Dudu però, Vediamo. No, ovviamente non ce lo fa rivedere. Quello di Zeliak ci stava. Ci sta. Quello di prima, apparentemente a monte non viene fischiato. Intanto esce 6 per i 24. Bumbo ed entra Bianchi. Beh, scusate tanto. Bumbo che ha fatto pochino però, no? Oddio. Nel senso, ha fatto quell'azione che è andato sul fondo con diciamo che ha dato fastidio più che aver giocato. Nicolò Bianchi entra. Nicolò Bianchi è l'ex Parma. Adesso non mi ricordo se 92. Diciamo che adesso forse visto che mister Foschi ha ricordato un po' Pordenone nelle scelte. Io un cambio Pinzauti-Bunino lo proverei perché Pinzauti è veramente fuori dal gioco e ha speso tantissimo. Ma è fuori dal gioco tra l'altro da parecchie partite Pinzauti, no? Cioè non è più stato lui da fine marzo, inizio aprile. Attenzione ancora.
Cesena che si gira sulla tre quarti. Io stavo cercando Nicolo Bianchi, che tra l'altro ha iniziato in una squadraccia la propria carriera. Saber dentro, e Melgatti poteva forse abbancare. Sarebbe uscita la palla, ma va a smanacciarla sul colpo di testa di cross è stato di Saber. Torna verso l'esterno del centrocampo, quindi non Adamo c'ha i capelli alla Teo Hernandez. Quello è 4, c'è un 4 dietro. C'è un 4, non c'è un 4. Non c'è nessun 4. Forse è entrato. Sì. Bianchi. Sì, è Bianchi. È stato. 24, sì. Angolo dalla destra, attenzione. Parte Adamo dentro. Qualcuno l'ha buttato fuori. Buso cerca la partenza. Il ripallo lo favorisce. Buso e Magni. 2 contro 1. Vai Nicolino, non perderla. No. E qui Buso male. Buso butta via un 2 contro 1. La prima era, per chi se la ricorda, Italia-Repubblica Ceca, Inzaghi Barone, solo che Inzaghi qui si è spalmato sui difensori, c'era libero perché era ancora aveva potenza, infatti lui è stato attento. Infatti guardavo Dudu è stato attento, era lì che aspettava per partire, e Buso si è incartato su 2 difensori, ha cercato di saltare 2 difensori che l'hanno. Bella lo scambio qui, Ardizzone. Dai, almeno magari ci siamo dati un po' di sveglia, dai. Buso dalla sinistra, il cross intercettato, messo fuori. Ardizzone non riesce a stare dietro a Bianchi, che va da solo, la lascia Spendi, limite dell'area. Spendi, Zeliak, bravissimo Vedran, che non si che fa esperienza superare. Qui di Zeliak. Spendi che fa il fenomeno e Vedran che lo zittisce con signorilità. Che mestiere qua di Zeliak, no? Che va a fare. Si è messo col fisico, si è immesso fra Spendi, che ormai lo aveva passato in velocità. Lui è stato bravissimo a rimettersi davanti col fisico in modo che Melgrati potesse uscire. Poi Spendi si è buttato, ha fatto le sue moine, e Zeliak con signorilità gli ha detto smettila. Proprio, e lo ha zittito. Io ti dico, almeno un golletto. Io un golletto. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschigi.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Tanta roba. La chiusura di Zeliak, tanta roba. Poi negli occhi abbiamo ancora lo spreco di Buso con Magni. Perché aveva davanti, gli erano ritornati in 2, però era già tardi. Cioè Dudu da parte era lì, c'era un giocatore in mezzo che è stato bravissimo a temporeggiare, del Cesena, non ho visto chi, ma Magni è stato bravo a stare dietro la linea, e Buso bastava doveva solo dargliela. Anche se Buso lo salta, e questo lo mette giù. No, sbaglia Giudici, tutto. perché sta roba Non è in partita Giudici. Però recuperano, dai. Zuccon che recupera il pallone. Mani. Sì, ma un fallo fischiaci però. Dudu è entrato benissimo comunque. Pinzauti non ce la fa più. Pinzauti non ce la fa più. Dentro Bonino, dai. Giudici e Pinzauti. E che però per Giudici chi metti adesso? Tordini. E dovevi tenerti Girelli. Dovevi tenerti Girelli dentro. Tanto Tordini io, fra poco lo proverei anche. E potrebbe rischiare, o metti Lacti esterno, ma non so se l'ha mai fatto. Oppure rischi la difesa 4. Steven che va a calciare. Melgrati fuori gioco. Palo! Incredibile. Palo! Ma la bandierina non l'ha alzata il fenomeno. Palo a porta vuota. Spendi Cesena ancora. ci grazia. Cesena ci grazia.
Sì, ma a me sembra fuori gioco netto però, Vediamo. Allora, Steven Spendi tira, para Melgrati, arriva il fratello forse, che prende il palo a porta vuota. Penso sia... Melgrati battuto, che non poteva più raggiungerla. C'è da dire che 32. Sì, Melgrati comunque ha coperto bene la porta, perché è costretto Spendi a alzarla. Sì, vabbè, ma qua però... è uno... È un incredibile gol mangiato. Dudu, bravo. Per nostra fortuna, vediamo se Dudu la legge del calcio ora punisce il Cesena. Io metterei adesso Bunino al posto di Pinzati, che poverino non ce la fa più. Io non voglio fare, però mi sembra che i due Spendi, uno è buono e l'altro no, cioè nel senso che... quello che è entrato dopo... sì. È entrato dopo. Perché veramente si è mangiato qualcosa di clamoroso. Mentre invece il fratello fino adesso è l'unico. Vai Franchino. Zambataro, dai, salta, vai. No. Gira la palla. Proviamo ad attaccare però ora e a stringere il Cesena, a chiudere il Cesena dietro. Bianconi. Palla per l'Epore, largo, Zambataro che dà un po' di ampiezza. Lunga, secondo palo. Il capitano! Luca Giudici! La zampata di Luca che si riprende dall'oblio in cui era precipitato in questa partita. Zambataro, zambata di Zambataro. Grosso secondo palo e Giudici ce l'ha messa in quel posto a tutti. Grande capitano. Ce l'ha messa in quel posto a me, a te e anche a mister. Bene. Bene, Fazzo contento. Parte dietro. Sì, si vede che non lo poi vede. Che taglio, Giudici di testa, anticipo su Mercadante. Da destra verso il centro. Il difensore non lo vede, sta guardando il portiere, non se l'aspetta. Inzuccata sul secondo palo e non può nulla Tozzo. Un gol chiedevamo, un gol è arrivato, dai, su. Dai, su. Dai, che lunga ancora. È il capitano, E la legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, eccola qua. Ed è la legge del calcio implacabile. Noi critichiamo un giocatore e chiediamo di sostituirlo e lui segna. Anche a Pordenone cambiate Giudici, due assist su angolo. Devo criticare Magni? Allora adesso deve segnare Pinzauti. Non lo volevo dire. Pinzauti, bravo, Pinzauti l'abbiamo. Dai che ripartiamo subito, Ardizzone, va, Buso, rimpallo, si è preso paura qua Adamo, no, Giudice adesso addirittura a metà campo fa il mediano. Come pesa l'errore di Buso? Però sai che posso dirti, va bene, pesa di più quello di Spendi. Madonna, se pesa quello di Spendi, cioè... magari adesso comunque Zeliak, insomma cambia tutto perché adesso puoi giocare. Ragazzi, mancano 120 minuti, calma, sì, poi calma, te la puoi giocare anche oggi, se è chiaro che poi vai a giocare di fronte almeno a 15.000 persone. Meglio, però... ti carichi di più. Noi tutte le partite 2-2 sarebbe meglio, delle partite decisive in casa quest'anno quali abbiamo fatto bene? Nessuna, praticamente nessuna. Pordenone male 0-0. Vicenza, all'andata Vicenza è schiantato. Vicenza però all'andata col Trento, che ci giocavamo il primo posto in Serie B, abbiamo perso col Trento in casa con 4.000 persone. E al ritorno col Pordenone, con la Feralpi dovevamo vincere almeno una, abbiamo fatto niente. Con l'Ancona cosa abbiamo fatto al ritorno? 1-0. Ma ragazzi, è stata una pena. Infatti oggi uscendo ho detto oggi dobbiamo prenderne il meno possibile, dobbiamo arrivare là con meno differenza di possibile. Parte il cross, Pinzauti di testa, l'ha girata ma non in rete. Break per noi. Mi sa che adesso mette. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco.
Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Perdita di tempo di... Allora, tanto praticamente da quando siamo in pausa Tozzo ha battuto adesso il rinvio da fondo campo, è andato a parlare l'arbitro, ma non l'ha ammonito. Niente fallo? Si è perso tempo. Cioè qui Pinzauti è trascinato a terra, niente fallo. Va giudici, Zuccon. Fallo su Zuccon, dallo! Piove. Ci ha fischiato un Mi sa fallo. che è iniziato a piovere. Ci ha fischiato un fallo, piove. O se non è iniziato, tra poco inizia. Pareggia il Pescara, pirotecnica ce l'aspettavamo. 2 ci aspettavamo. Sono Zeman. Allora, dentro Tordini, io non dico niente, dentro Tordini, Esce attenzione, Buso. esce Buso, che comunque è stanco, ha corso tanto. Però non toglie Pinzauti, Dentro Tordini non toglie Pinzauti. Attenzione, perché io ho una premonizione sul numero 11. Non dico niente. Ma vada. Non dico niente. Tordini che comunque è entrato bene negli ispezioni che ha giocato nelle ultime 2 partite. Sì, adesso serve un po' di qualità e lui... Sì, tenere anche un po' più palla, no? No, ma adesso deve stare calmi. Non dobbiamo regalargli campo, che è diverso. No, perché loro magari loro subire un pochino. Se ce li portiamo qua in casa subito Giudici cosa fa? Si scontra con... Sì, ha provato a fare forse un no look e non gli è riuscito. Bravissimo Bianconi. In qualche modo di riffa o di raffa chiude su... Chi è che era? Saber. Ha rischiato, secondo me, perché non doveva farla rimbalzare. Questo si è proprio lasciato andare. Tanto arrivano le foto di Matteo del gol. Eccolo qua, splendido come ragazzi. sempre. C'è il momento in cui Giudici scaraventa di testa, ma aiutatelo, importa il gol, il pallone del 2-1. Ragazzi, Dudu è in palla, aiutatelo, cercatelo, dategli palla. Sì, date palla. Anche qui era da solo. Ragazzi, era lì che difendeva palla a centrocampo e non aveva sbocco. Ha veramente tanta voglia, Magni. Ma è sul pallone, è sulla... È anche più lucido del... Guarda Pinzauti. Bello il tocco per Zambataro. Attenzione però qua non prendere contropiede. Cerca l'impossibile. Attenzione che qua Spendi è solissimo. Arriva Zambataro. Bravo Zambataro che guadagna la rimessa laterale. Che ha la gamba da spendere Zamba, vai. Qui Christian Spendi che sbaglia a fidarsi del guardialine, che invece non gli adesso è iniziativa nei piedi sempre dell'Ecco, che ha preso tanto devono coraggio. cercare Tordini è in palla, anche lui. Tordini e Magni. Zambataro va, chi entra? Centra. No, adesso questa non ci stava. Però teniamo palla, dai, Tordini. Chi entra dalla panchina lo sta facendo bene, mister, in queste ultime partite. Ma come pensate, Bonino quindi non è che ha qualcosa, perché per non averlo messo nemmeno... secondo me la butta dentro a 10 dalla fine Bonino, magari calcio d'angolo. Perché diciamo che a Pordenone ha fatto leggermente bene, ma proprio lui e Ardizzone hanno ha fatto qualcosina. Allarga bene, no. Cosa fa Bianconi? Ma perché? Si gira e poi la passa. Era facile. A un fantasma, al suo amico immaginario, no? Ma era facile. Vabbè, Foschi un po' contrariato, giustamente. Però è un Lecco che c'è, un Lecco che è in partita, dai che la pareggiamo, sì Marco. Ecco, vedete, Fausto ci manda subito il colpo testa di Giudici che salta in groppa a Mercadante. Chiedo a Ikama Mobile molto. Ma quant'era la quota, scusa? Gaming 3-2 per vincere $500 col 3-2 del Lecco. Vediamo 1-2, dai ragazzi, 73 sul cronometro, la partita è riaperta, la sfida dei 180 minuti è riaperta. Non è passato il pallone. Si gioca costantemente. Loro sono tornati al mood dei primi 40 minuti. Si aspettavano questo gol. E erano 3-0, si sono trovati sul 2-1. Insomma, io fossi in Spendi, fossi in Christian Spendi, quel palo lì, no? Un pochino sul groppone. Tanto sul gozzo ti rimane. Giusto per info, Milan Verona 1-0 e Roma Spezia 1-1. Quindi questo aumento? Spezia salvo. Spezia salvo. Mentre l'Atalanta 2-0, Lecce 1, Bologna 0 e Udinese Juventus 0-0, la Juventus dovrebbe essere in conference. Ci prendiamo un break. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il
numero 0341 27 25 66. Zambatara è entrato bene perché sì, ma un fallo su Pinzauti, fischiacelo. C'era fallo lì, travolto al limite dell'area, fischiato dal direttore di gara. Poi Cesena che per adesso, che in questo momento torna a riaffacciarsi nella nostra metà campo. Bianconi che combatte con Spendi e gli porta via la posizione, però concede la rimessa laterale. Bianconi lingua di fuori. Partita molto difficile. Sta facendo una fatica dell'anima Bianconi a tenere tutti quelli che gli scappano. Lui e Zeliak veramente stanno facendo attenzione dal fondo, deviazione angolo. Angolo. Riescono ad avere sempre le deviazioni tutte. Zuccon se la prende forse più con la sfortuna che con l'avversario, perché angolo dalla destra, 76 minuti, 1-2 il punteggio, Lecco 1, Cesena 2. C'è Adamo sul punto di battuta, sì, come al solito dalla destra, un mix di zone e di uomo per il Lecco nelle retrovie. Pinzauti di testa solo per un attimo, ancora Adamo sempre su Pinzauti, palla dentro, c'è Zambataro che di testa alza e poi Zeliak combatte in mezzo a due uomini e guadagna anche il fallo. Grande Vedon, anzi no, c'era forse fuori gioco. Dai, non bisogna dare ulteriori possibilità di rientrare, cioè di allungare. Peccato di tornare con la testa nel match di prima al Cesena, perché poi tanto c'è Foschi che sta parlando con Melgrati che non so se è punizione, perché perché sta aspettando ore nel batterla e nessuno dice nulla. Grande tensione. Tanto sembra di vedere un po' di venticello. Sì. Ma è venticello. C'è qualcosa che ci prendiamo allora break. Fermo. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Ma che cos'è? Allora, ma che cos'è? Si lascia andare il numero De Rose ha abbracciato giudici senza tirargli la maglia e poi è scivolato. Inzaghi, si è trovato quello che faceva Inzaghi, ha perso il contatto, è scivolato, si è lasciato andare. Sì, si stavano tenendo. Giudici non ha tenuto alle mani alte, giudici addirittura. Più che altro non ha affondato, l'appoggiava ma non ha affondato. Stanga Bianconi che non ce la fa più. E Bunino per Pinzauti, ragazzi, cioè, se pensiamo che adesso abbiamo la difesa Zeliak, Stanga, Lepore contro il Cesena, neanche in amichevole. Ma andrà Zeliak centrale? Allora Bianconi non ce la faceva più, poveraccio. Zeliak centrale, Stanga destra. Dai Bunino! Me lo sento, Tordini Bunino su quest'asse, ragazzi. Vai Bunino. 12 più recupero. Il toro, sembra il torello Bunino. Ferrante che c'ha la gobba, cos'è? Nascosto. Ma allora c'hanno tutti sta capigliatura rasata, cappello biondo lungo, ossigenato. Ma lì Dudu, che ancora non gliel'hanno fatta praticamente arrivare. Ma Dudu ha giocato dalle parti, no? Chi scusa? Dudu. A Modena aveva giocato. Dudu? Sì, mi sembra Modena. In via Modena. Mi ricordo una sua Romagna. Luca batte la rimessa laterale, giudici. Proprio su Magni, ma il gioco è fermo perché si deve provvedere al cambio loro. Dentro Zecca. Spendi. Secondo Spendi. Allora, fuori Christian Spendi ha giocato una partita orribile, poveraccio. Cioè, va detto. Meno male. Meno male per noi, certo, però cioè, veramente si è mangiato l'immangiabile e non doveva giocare, quindi dentro Zecca e poi vediamo.
mi sembra un altro cambio. Non c'era una Ferrante. No. Ferrante. Steven Spendi è uscito però, scusa. No, è stato Christian Spendi. Tutti e due fuori. Quindi anche Ferrante. E poi 16-17. Due attaccanti. E anche Adamo esce e entra Albertini. E Adamo è pesante come uscita perché ha messo praticamente tutte le punizioni cross le ha messe lui. Beh, per adesso anche il loro terminale offensivo principale è Steven Spendi, che ha giocato una buona partita fuori. Ha cambiato tutto l'attacco. Noi abbiamo finiti anche noi i cambi, no? Sì, 5. Sì. Dudu, Zamba, Bonino e Stanga. Tordini e Tordini. Vediamo adesso, forze fresche, adesso c'è Stanga qui sulla destra. Melgrati un campanilaccio su Giudici di testa che riesce a farla scorrere per Dudu. Dai, costruiamoci 80esimo un'altra occasione per pareggiare, ragazzi. Guadagna la fallo, bravo Dudu. Bravo, si è girato bene stasera, Sì, ma lo stanno facendo giocare lontanissimo però dalla porta. Beh, che ci sta, nel senso, per non soffrire troppo dietro, perché tiene bene palla, conquista fa d'accordo, però fa giocate intelligenti. Qua bravo Giudici, in anticipo, poi ha preso una botta terrificante nel contrasto Magni cadendo, ma non ci danno un fallo. È rimasto a terra. No, non so se c'era fallo o se si fa male. Lepore sbaglia lasciandogli il pallone e poi se ne va. Si gioca. Bravo Lepore. Dai, Tordini non è riuscito a tenere le palle in campo, no? Lepore penso. Non è riuscito a tenere la palla in campo prima Lepore forse, o Zambattaro. Tanto è rimasto a terra il giocatore del Cesena, ma vanno ad aiutarlo a rialzarsi, altrimenti qua si fa notte fonda. Saber, sempre lui. Sempre lui che fa queste scenette simpatiche. Ma dai. Hai visto che si tocca anche quell'altra tra l'altro. C'è un minimo contrasto su una gamba. Era fuori area, ha toccato l'interno dell'area di rigore che potesse e poi si è buttato. Dai che proviamo a ripartire. Non so se quei giochi che facevano così a ruba una bandiera colori. Com'è che era? Che dovevi strega comanda? No. Questo è da cartellino. Tordini lotta, va a terra, non c'è fallo. Ma va, figurati. Zambattaro cambiala su Zuccone. Qua c'è fallo, sì. Dai ragazzi, 82esimo, possiamo costruirla un'ultima chance. Certo che per provare a pareggiarla. Ragazzi, 3-2 scamming ha scritto ancora il Torino. Io non vorrei essere Stanga comunque, non so voi. Ma è Bonino. Entrare in questo momento. Però Stanga quando ha giocato le ultime partite ha giocato bene. Sì, però ragazzi, se entri sull'1-2 a 10 minuti alla fine di Lecco Cesena, insomma. Adesso qua devi martellare. Qua va bene tutto, qua va bene. Giochi liberi. Dudu! La manca, peccato. Attenzione. È il primo errore di Dudu, forse. Sì. Quindi intanto Ferrante difende il pallone su Zeglia che non lo molla un attimo e guadagna la rimessa laterale. Non c'è fallo qua, quindi sì. Mamma mia, oggi vedono sugli scudi, cioè da 8 oggi. C'è uno stadio che ti spinge quando entri, vedi che sono entrati tutti bene comunque. Ma già anche l'altra partita, no? Giudici, no, non ce la fa. Direttamente fuori il rilancio di Melgrati. E Giudici che sembrava il più stanco di tutti, eccetera. È nostra, se l'è giocata tutta, quindi. Vai Christian? No, non direi che non era nostra. Sì, però ragazzi, cioè stiamo perdendo. Occhio che queste poi le paghi. No, i pollici Sì, però ragazzi, c'è sveglia. Sì, qua si sta perdendo. Ma questi stanno perdendo le ore, ma dai, che sta sceneggiata. Il ghiaccio sulla coscia di Silvestri. Non vuole uscire dalla riga, ma dai. Mercadante. E adesso esce, mamma mia. Ma questi c'hanno così paura di noi. Ma c'hanno così paura il Cesena, c'ha così paura del Lecco. Ed è tutto il secondo tempo che perdono tempo. Bonino di testa per Dudu. Bravo a tenere palla Dudu. Resiste il colpo, l'urto e poi Zambataro costretto il Lecco a ragionare. Non c'è molto spazio. Palla di ritorno a Zambataro che è molto difficile però. Le puoi dare dentro. Non riusciamo più a uscire, attenzione. Ferrante deviata. Alta sopra la traversa. Mamma mia, stavamo per prendere un altro gol di culo. Sì. Cioè, stavamo prendendo un altro gol di culo ancora. Perché porca vacca basta, Cioè, deviazione è andata a fil di traversa. Ma e quando la rivedrete capirete del perché dico a fil di culo è andata, mica di traversa. Non dobbiamo perdere il palle.
Bel contropiede sull'angolo, bel contropiede. Dudu Tordini e Bunino, che però deve partire prima. Deve farsi trovare già Bunino là. la recupera adesso al limite dell'area e li fa partire. Può essere. Angolo dalla sinistra dell'attacco del Cesena. Chi è che batte? Non ho visto chi, perché non c'è più Adamo. Non so. Tanto richiami. Gli ultimi 20 minuti non so se ne sono giocati 5. Ma con chi ce l'ha? Si scatena. Si scatena, sì, dopo che ti hanno fatto fare quella boiata del rigore dopo 2 minuti. Dai! Fate la battuta dentro Melgrati coi pugni. Va in angolo ancora, mi sa. No. Rimessa laterale, no, perché c'è chi? Zeljak, che la lancia più lunga nei possibile. distinti, dunque si guadagna un po' di spazio, un po' qualche metro il Lecco per battere Giorgione Chiellini questa Zeljak. rimessa laterale. Che Zeljak versione Chiellini qua, spalacchia e tiene tutti su. Qui è il 85esimo. Non so chi sia questo qua che è entrato al Cesena. Ardizzone su di lui, tiene, vai che si gioca, partiamo! Vai Tordini, no, scivola Bunino, vediamo, poi loro devono tornare da Tozzi, da Tozzo anzi Tozzo. Poi Tozzo va lunghissimo, di testa. Attenzione che ha ripreso coraggio e mentre il Cesena in questo finale non bisogna rischiare. Cross, Luca lascia. Dai Luca, giocala. Si aspetta di mettere giù Biano e poi si piglia il fallo. No, non si sì, dai, cioè, ha dovuto riparsi la testa addirittura perché quello là stava tentando di fare cosa ancora. Vista da qua, spinta netta. Giusto. Sì. No, ho avuto un po' paura perché l'ha visto all'ultimo giudice arrivare. Sì, visto l'arbitraggio. 86, dai. Anche se devo dire, non ci ha dato un fallo nella tre quarti loro, nella nostra. Nella ripresa non ha fatto danni. No, nella loro metà campo non ci ha dato un fallo, perché Pinzauti, poverino, ha preso tante di quelle botte e non gli ha fischiato niente. Però adesso facciamo fatica a uscire, non riusciamo a ripartire bene, loro molto quadrati, lasciano pochi spazi ancora, sono tornati molto efficaci. Nella fase difensiva... Hanno messo dentro un'altra squadra praticamente. Beh, anche noi, sì, però, ripeto quello che dico dall'inizio, loro hanno 22 giocatori. Noi ne abbiamo 15, 16. Con tutto il rispetto di chi ha giocato meno, comunque si è dato da fare tantissimo quando è entrato. Però, oltre ai cambi che ha fatto oggi, chi ha in panchina? Ilari, forse, basta. I Galli. Basta. Quindi 16-17 giocatori hai. Con tutto che pure Stanga è è il quarto, quinto cambio là dietro, perché... Cioè è il quarto, se non il quinto della difesa, anzi è il sesto forse della difesa. Spizzata, Dudu. Bonino, spizzata, intelligente, ma Magni rimane tagliato. Fallo! Dai che sei lì. Bravo, Ardizzone. Quanti minuti di recupero? Zeljak di petto, la mette giù e si piglia un gran fallo nella tre quarti del Cesena. Che partita Zeljak! Ha forse rischiato solo quando era in totale differenza fisica con Bumbu. Sì, con la di velocità. È l'unica occasione in cui veramente ha dovuto cedere. Dai Zambataro, qui Tordini non riesce a saltare l'uomo, porca vacca che era bella, se lo saltava. Peccato. Dai che però rimaniamo laterale per noi. Però giusto provarci. Dai, ci vuole 2 minuti alla fine. Qualcosa. Anche perché se dovesse la se fosse riuscito a superare sarebbe andato a calciare col destro. Comunque. E però aiutatelo. Zambataro riesce comunque a dare la palla. No, però. Vai. Zuccolla deve essere Bunino! Ci arriva di un pelo. Bunino di un pochino non ci arriva. Qui è Zuccon, mamma mia di un pelo, perché poi fa la giocata giusta Bunino, fa finta di andare davanti al difensore, invece gli va dietro e poi in spaccata non ci arriva. Però anche portando a casa il 2-1 vai via con la sensazione che te la stai giocando, però Beh, è chiaro che così al ritorno è difficilissima, ma è ancora tutto in è difficile, secondo me, non difficilissimo. Era più difficile a Pordenone. Sì, come risultato si credo di fare 2 gol.
Ma Pordenone... Però là forse hai un ambiente che Pordenone non c'era, ecco, questo può interagire, diciamo, come variabile in più. Però ascolta, tanto un gol lo devi fare se non vuoi portare ai rigori, anche sul 2-2, quindi qui guadagna la rimessa laterale del Lecco. Certo che sculando un gol anche al 93esimo, andare sul 2-2, ma porca vacca, un po' di culo. Gli metti un po' di strizza. Anche perché quando l'abbiamo avuto a Pordenone poi l'abbiamo subito... Ma vediamo se è una di quelle stagioni in cui deve andare poi alla fine tutto ad aggiustarsi. Mattia, vai Tordini. Magari torna attacchiamo a piano organico. Ce la fa tornare. Non lo so. Zambataro, Tordini sbaglia. Fallo? No, non lo dà. Tocco impreciso i Tordini. No, io ho chiesto, voglio vedere il fallo su Zambataro. Si lamenta di una zolla Tordini. Gli va un po' sullo stinco la palla Tordini, no? Che restituisce troppa forza. Dice che ma il VAR serviva solo a dare rigore il VAR lo volevano usare, cioè l'abbiamo usato, basta. Basta, no, perché questo non è da rivedere, lo stanno rivedendo. Lo stanno rivedendo, ragazzi. Ma il fallo su non c'è niente. Ma dai. Dura poco per noi l'emozione del VAR, cioè fa da 10 secondi il check. Ma neanche dico andiamo a rivedere, no. Piove intanto Rigamonti Ceppi. E piove su Lecco. 4 minuti di recupero, un po' pochini, pensavo almeno un 5 potesse dare. Però diciamo si è giocato, non si è giocato dei cambi. Non ci sono state tante interruzioni. Dopo i 5 minuti col Pordenone, visto quello ho visto tutto. Quindi... No, ma dico, visto quello però ho visto tutto. Dai Zuccon. Ma Zuccon, cacchio, è tutto quel campo libero lì. Quanto corre Zuccon, tra l'altro? Dai, buttala dentro. Il campo che diventa un po' più pesante anche, forse piove. Non è riuscito a girarsi Bunino dopo che Zeglia che gli aveva dato un filtrante verticale, qui adesso addizione non ce la fa su Zecca, palla dentro Zeglia che anticipo, poi arriva a dar soccorso anche Zuccon. Partite monumentali sia di Zeglia che di Zuccon. Ma Zeglia che anticipo che ha fatto, poi la palla era rimasta lì, è arrivato Zuccon a dare aiuto, adesso palla lunga su Bunino, dai, Bunino. Che la tiene Christian, vai sul fondo, no, poi viene spinto. Non riusciamo più a tenere palla davanti bene per provare a... Però guarda che diluvia. Come 4 minuti. Diluvia, secondo me gli è scivolata. 4 minuti, ho detto prima. Gli è scivolata un po' sul fondo, secondo me, perché sta diluviando adesso. Tanto Tozzo. Dove sta andando? C'è un pallone in campo. Però adesso siamo in casa, gestiamoli i palloni, dai. Sì, l'avrà buttato dentro una Cesena. Sì. Dici? dalla curva del Cesena. Vabbè, anche lì anche dove si scaldano. Dalla dove si scaldano. Sì. E però si scaldano ancora, dici, cambia infinito. Dai, manca 2 minuti. Ci vorrebbe un episodio tipo di uno che entra in campo anche se è clima mettere un po' di... Scusate, ma siamo al quanto è di giugno? Siamo al 4 di giugno, diluvia e fa freddo, siamo a Lecco, dai! Sì, caldo non fa stasera. E oggi non è ancora, faceva caldissimo. Tanto Albertini che c'è Zambatara, gli mette il mallone fra le mani, ma Albertini non ha più le braccia. No, come se fossero spalmate di Nutella. Non ha più le braccia. Cade la palla. Ma è il segno che loro hanno paura, pensavano di averla già chiusa. Guarda Zuccon, vabbè, ma dai, non c'è, no. Tutti avanti all'ultima, dai, l'ultima occasione, ragazzi, tutti avanti. Non è l'ultima. Non è l'ultima, però Melgrati va. Sarà l'ultima. Però Melgrati va lungo. Bunino non ci arriva. Alle spalle di tutti l'Epore, Zeglia che preferisce via, ci penso io. È talmente trip agonistico Zeglia che adesso poi che è centrale, fa anche il regista ancora. Dai, Bunino, dai. Sì. Bunino bravo di fisico a guadagnare la rimessa laterale. Loro. Ma no, ma chi l'ha toccata? Non so, Bunino la fa rimpallare sulla schiena del giocatore avversario. Saber che si dimentica. Sta prendendo. Ma cosa fanno? Sta ladrando tempo. Madonna. Ma non si gioca più sti 20 secondi. Finisce 2-1 per loro. C'è il giocatore del Cesena che sta guardando il pallone e dice: ma cos'è questa sfera che non conosco? Questo strano oggetto. Cos'è? Ma dai, qui braccio del giocatore del Cesena. Direi che finisce qua. Beh, allora diciamo
dopo Lecco Pordenone, anche Lecco Cesena è da scrivere nelle rubriche dell'anno, perché no, e soprattutto no, non è ancora finita. Sì, no, stiamo discutendo anche tra tifoseria. Tanto qua va avanti la partita, forse perché c'è stato il check del VAR nel si gioca a oltranza. Minuto. Beh, no, il VAR, il per check. 10 secondi è durato il check. Ma secondo me non l'hanno neanche fatto, ha fatto così, detto vai. Ha detto sta fermo un attimo. Aspetta un attimo, finta. No. No, però ha dato un minuto in più, sì. Siamo al 39. Mancano 20 secondi. Ma c'è tra l'altro Albertini che non vuole batterla, vuole finirla lì. Piove veramente tanto, adesso diluvia francamente su Riga Monteceppi. In questi playoff ci saranno due cose da ricordare: pioggia e furto. In realtà in tutta la primavera ci sarà da ricordare. No, di noi, dei nostri... Abbiamo visto più acqua a maggio e giugno nei playoff che negli ultimi 5 anni. No, negli ultimi 5 anni. Tutte le partite di campionato. Tanto qua decide che è finita così. Finita. Ah no, perché no. Ancora. Si gioca, ha dato un altro minuto. Ma sono 4. No, lo so, si gioca finché non segniamo, dai. No, finisce. Ma no, di qua, di là. È di là. Finisce 1-2. Vabbè, dai, un altro rigore, ma sì, tanto quantomeno l'abbiamo riaperta, ma ce la siamo giocata per tutta la partita adesso, va bene tutto, però Lecco c'è ancora. E diventa ancora difficilissima come l'altra volta. Se uno guarda i mezzi tecnici, allora non giochi neanche le partite, perché se uno guarda le rose, ma è chiaro che è più forte. E quindi loro hanno fatto vedere che mezzi tecnici li hanno, poi però i mezzi tecnici superiori sono quelli dei spendi, no, sono quelli tecnologici del VAR. È bravo, sono quelli che poi la spalla sul palo, l'occasione è buona, e che soprattutto che fanno che un braccio viene cancellato. Loro avrebbero potuto chiuderla, non l'hanno chiusa e colpevolmente, quindi si devono portare in casa un Lecco che è ancora in Io ti dico che però di 90 minuti 50 minuti nostri e 40 loro, perché non dimentichiamoci le conclusioni di Buso, le conclusioni di Girelli. Ma noi abbiamo fatto prima mezz'ora bene, quei due episodi. Quella di Buso se la dà Magni, ragazzi, è in porta. È quella. Però... Ma anche Buso al vertice dell'area che si gira male, Tordini che non riesce a entrare Ardizzone disperato, mentre Foschi sta facendo il suo discorso nel cerchio di centrocampo. Però ecco, se riuscissimo a recuperare Battistini, non lo so. La vedo dura per giovedì però. Magari... qualche infiltrazione, domani sento. Metti dentro un rinforzino in metallo in modo che appena dà un calcio qualcuno gli spacca. Domani sento. No, più che altro perché oggi Bianconi è stata dura per lui arrivare alla fine partita. Certo, però c'è da dire che di Riffo di Raffa le altre due partite c'era Bianconi e Battistini sugli scudi, poi Bianconi, poi Zegliak. Alla fine c'è sempre... Oggi per esempio Melgrati ha fatto un paio di parate forse, ma non è stato non eccessivamente miracoli. Cioè aveva parato di più con Pordenone. Caspita, con Ancona è stato decisivo, anche col Pordenone. Dai, Foschi che incita ancora la curva. E dai, grazie. Applausi comunque 1-0 VAR ai ragazzi che insomma se la sono portata a casa anche stasera la prestazione e l'impegno. Purtroppo gli episodi non ci hanno sorriso, ecco. Cesena va a prendere gli applausi dei propri giocatori. Vogliamo scherzare, sul lungolago prima della partita ho visto i tifosi del Cesena che canticchiavano, no? Cioè anche qui ormai, e io volevo dire, ma c'avete i colori della Juve, cosa ridete? Perdonate, però all'inizio è stato molto juventino all'inizio. No, il VAR. Allora, tra poco oddio, la Juve comunque quando c'è il VAR non è che... Juventino. No, ti posso dar ragione. Fino a poco tempo fa, gli ultimi anni, diciamo che siamo diventati, non abbiamo più neanche quei poteri. Io sto ridacchiando perché comunque loro esultano, loro sono già in finale. Guardali, loro sono già in finale, stanno esultando sotto la loro curva. La pagheranno poi magari. Loro sono già in finale. Loro sono già in finale, hanno già vinto, sono già passati. Dino Manuzzi, che però hanno richiamato con lo sponsor, forse anche loro, non so se... sì. Però è il Dino Manuzzi, sì. Vabbè, ma loro si sentono già in finale, loro stanno già esultando.
Diciamo che il Milan vince 1-0 e tutte le altre pareggiano tranne Atalanta-Monza 2-1. Allora, noi adesso cerchiamo di sentire Albino dallo stadio. No, beh, c'è di buono che loro si sentono già in Serie B. 2-2 Foggia a Pescara finale. Cioè in finale si sentono già, non in B. Zambataro ridicolo. Non hai visto la partita? Ma non è entrato male, non ha fatto No, male, non ha ha fatto visto cross anche per i no, giudici, ma no? Quello che sta scrivendo non ha visto la partita. Già, Zambataro è entrato bene oggi, Walter, cioè... È inutile parlare, oggi ha giocato bene Zambataro. Ha giocato bene, sì, ha cambiato un po' la partita, lui... È uno che... Ma sono entrati tutti bene, stanno entrando tutti dalla panchina bene. Sì, anche Stanga alla fine. Chiedo a Fausto se sentiamo Albino o... Sì, c'è qualche... un attimo, poi a breve. Allora facciamo magari, in attesa di collegarci con Albino, un giro già finale con voi, così poi sentiamo Albino e chiudiamo. Mister, si può fare ancora andare là? Sì, riaprirla. Il 2-1 sicuramente ridà un po' di speranze, logico. Non sarà facile andare a Cesena a vincere, però a questo punto un po' come il discorso è andata bene comunque, ma che pioggia. È un po' come il discorso di settimana scorsa, non hai niente da perdere, andiamo giù e vediamo. Va col tridente? Può essere anche che magari prova o magari parte un po' più. Bisogna vedere secondo me chi recupera. E poi magari il Gunino potrebbe giocarselo dall'inizio, lasciando magari... diciamo che oggi, ormai devi fare la conta, diciamo. Oggi devi guardare un po' chi sta bene, quelli che sono entrati secondo me sono entrati bene e potrebbero essere anche delle pedine che possono anche partire, non per forza... perché comunque magari sai, la novità, per dirti un Dudu, anche Tordini secondo me è entrato bene, come Pordenone. Può essere qualcosa che magari poi durante la partita poi comunque i tuoi cardini ce li hai sempre, puoi giocarti le partite in corso, però qualcosa dovrà sicuramente rischiare di più rispetto a come siamo partiti stasera. Ma le ultime 3 settimane come le alleni? Ma adesso loro fanno pochissimo, fanno scarichi, un po' di no, nel senso non alleni più praticamente. No, è tutto mantenere. Fai qualche cosa di tattico sì. Allora, intanto sentiamo se Albino ci sente. Albino? Sì, vi sento. Ok, allora alla fine Lecco l'ha riaperta con grande cuore, con grinta, ha messo un po' tutto e merito, ha messo un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché poi la partita si è complicata anche la pioggia torrenziale, la stanchezza, però chi è entrato dalla panchina tra l'altro ha fatto bene oggi. Sì, direi di sì, chi è entrato dalla panchina ha fatto bene, però ripeto, quello che quello che ha praticamente condizionato la partita è intanto il Cesena è lo squadra più squadra dell'Ecco con un organico nettamente migliore, questo va detto e va rimarcato. Poi però quello che non mi è piaciuto è continuare ad insistere per tutta la partita a far impostare il gioco dal basso da Bianconi. Ragazzi, Bianconi ha una velocità simile a quella di una formica o di un gambero che retrocede. Allora voglio dire, con tutto il rispetto per il giocatore che ha fatto la sua parte, però non è uno da cui puoi far impostare il gioco. Abbiamo evitato accuratamente di giocare sulle fasce, grande errore. Perché poi quando abbiamo giocato sulle fasce, per quelle 4-5 azioni abbiamo messo grandi difficoltà. Quindi cosa vuol dire? È stata una partita che è stata letta male, secondo me, anche dalla panchina. Questo può essere. Allora, Cesena che ha dimostrato, dicevi tu, di essere superiore, poi però speriamo che si mangino, che paghino soprattutto il gol col palo dalla linea di fondo che hanno subito, perché lì avrebbero chiuso i giochi. Infatti poi gol sbagliato, gol subito. Speriamo che questo possa avere un peso, no? Tra 4 giorni anche lì in terra romagnola. Sì, certo, potrebbe avere un peso, però sai, è francamente difficile. Anche se il Lecco può tentare l'impresa, non ha nulla da perdere. Come era Pordenone di fatto, no? Dobbiamo andare a fare un Pordenone bis. Certo, dobbiamo andare a giocare così, dobbiamo andare soprattutto a giocare in un modo diverso, da quello che abbiamo fatto fino a stasera. Per stasera abbiamo giocato in un modo, secondo me, a certi tratti stucchevole, no? Anche con questi continui passaggi tra Zone e Bianconi. I due non fanno la velocità di un pollo che zappetta, voglio dire, non sono veloci, quindi voglio dire, questo continuo fraseggio dietro, perché non trovi i varchi, ma se non giochi sulle fasce laterali, il Lecco i varchi non li troverà mai,
si inizia a giocare sulle panche, come è sempre fatto per tutto il campionato, perché sarebbe una partita di playoff. Se si vuole giocare a centrocampo poi ci sia perdere tutte le partite che gioca, penso, però direi che alla fine il risultato ci sta. Adesso bisogna cercare di vincere 1-0, 2-1, cioè la devi portare a casa così. Sì. Va bene Albino, dai, allora ti lasciamo sotto il diluvio del Riga Monticeppi. Come? Sotto il diluvio universale. Sì, vediamo. Dai, ci sentiamo giovedì allora. Va bene, perfetto. Ciao Albino, ciao. Allora, ti restituisco il microfono che ci è servito per sentire Albino, questo poi lo restituiamo a Fausto dalla regia. Una tua disamina finale, si può andare, servirà un'altra Pordenone, come dicevo. No, poi io non sono d'accordo nel dare addosso a giocatori in particolare, perché Bianconi ha fatto una gran bella partita, non ho visto questo gioco impostato da lui, sinceramente, però ognuno vede la sua partita. Difensivamente sicuramente ha fatto un partito. Difensivamente ha fatto un partito ficcaretto, perché ripetiamo, uno che è fermo da mesi e mai aveva visto il campo e tutto un tratto gioca ogni 3 giorni. 3 partite, 4 forse 4. Insomma, ragazzi, cara grazia che dopo l'uscita di Battistini a Pordenone e oggi ha retto lui la difesa. Poi aveva di fianco Enrici, che non era esattamente l'Enrici di questa stagione, che non è il miglior di Enrici di sempre, ma non è neanche un brutto difensore, è uno che il suo ruolo lo faceva. E insomma, poi che abbiamo mollato un po' il centrocampo, quello sì, ma secondo me più per demeriti di Zuccon, che per un'oretta ha badato di più a cercare di chiudere le linee avversarie che non a impostare. Infatti nel finale, quando ha preso in mano lui la squadra, lui con Tordini vicino, insomma, qualcosina abbiamo iniziato a costruire, poco, non moltissimo, ripeto. Certo, però... Cioè, nella prima parte della partita c'era tanto Buso che andava a prendersi il pallone un po' in giro e poi gestiva, tanto che qualcuno ci ha detto deve segnare. E ragazzi, la coperta, noi abbiamo una copertina che è 60 metri per 60, il campo quant'è? Ecco, è un po', ecco, e quindi come tiri noi un pezzo lo lascia scoperto, perché per esempio anche in avanti Pinzauti il suo l'ha fatto, dobbiamo dire che Pinzauti ha giocato male? No, perché ha fatto quello che poteva. Bunino quando è entrato, pure lui ancora, ragazzi, ancora un po' la pareggiamo nel finale, cioè l'occasione di Bunino è passata, cioè, così come loro hanno preso quel fallo di rigore che non c'era perché è schizzata su un braccio dopo una deviazione, e lì bastava una suola in più in avanti. Bastava che avesse il piede di, che ne so, di Dzeko o di Ibrahimovic e quello era gol. Assolutamente, vabbè, tutto in bilico comunque ancora nella partita di giovedì prossimo, quindi giovedì sera vi aspettiamo per raccontarvi dal Manuzzi e dagli studi di Via Oslavia. Poi ripeto, loro a fine partita hanno esultato come se si sentissero in finale. E questo dici potrebbe essere un peccato. Vediamo, sono più forti, si sentono più forti, anche nelle interviste si sentono più forti, e vedremo cosa succederà, ragazzi. Si va sull'1-2 da recuperare, ma non tutto è perduto. Lo sono più forti. Sono più forti, però insomma non sempre vince più forte. Come diceva il buon... speriamo che vinca il migliore, sperando no. Ecco. Esatto. Va bene, allora ci vediamo giovedì prossimo, ragazzi, sotto il diluvio. Buonanotte a tutti, grazie a Mister Giulio Invernizzi, grazie a voi, grazie a Stefano Menegatti e a tutti quelli che ci hanno seguito alla regia, e al nostro Fausto come al solito che ci ha coordinati. A giovedì prossimo. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.